Buongiorno e benvenuti al consueto punto orario delle 11 in cui facciamo il punto della situazione dell'emergenza coronavirus in Veneto. Andiamo immediatamente a vedere i dati che sono appena arrivati dall'azienda Zero della Regione Veneto che ci dicono come sta andando avanti l'emergenza coronavirus in Veneto. Il totale dei casi positivi è 6.935, sono 353 in più rispetto all'ultima rilevazione che è quella di ieri sera. L'area in cui ci sono più casi resta Padova, sono 1.693, sono 93 in più rispetto a ieri. Comunque è importante anche il cluster di Verona con 1.402 casi e Treviso con 1.254. Ormai anche Rovigo è sopra quota 100 purtroppo. E andiamo invece a vedere la tabella dei soggetti in isolamento domiciliare, ovvero le persone che sono risultate positive asintomatiche, che non hanno bisogno di andare in ospedale, e persone che sono entrate in contatto con chi è risultato poi positivo. Sono 17.457 i veneti in isolamento domiciliare. L'area in cui ce ne sono di più resta Verona, sono 3.466, ma anche a Padova 3.270. Vediamo ora insieme la seconda parte della tabella, che è quella molto più importante perché ci dice la situazione degli ospedali in Veneto. In questo momento abbiamo 1.447 persone ricoverate, sono 11 in più rispetto a ieri, sono 326 le terapie intensive utilizzate, sono 8 in più rispetto a ieri, è un dato che comunque conforta perché non c'è un'esplosione dell'uso delle terapie intensive. Sono già 508 le persone guarite e quindi dimesse e purtroppo sale a 287 il numero dei decessi con coronavirus in Veneto dall'inizio dell'emergenza, sono 14 persone decedute da ieri sera con coronavirus. Questi erano i dati dell'azienda Zero della Regione Veneto diffusi questa mattina. Nel corso della giornata vi daremo tutte le informazioni dell'emergenza coronavirus in Veneto. Dalle 11.30, quindi fra pochissimo, comincerà la nostra diretta in edizione straordinaria. Alle 12.30 sentiremo il consueto punto stampa del presidente Luca Zaia, che dalla sede della Protezione Civile di Marghera farà il punto della situazione, ci dirà i dati e lancerà quelle che sono le notizie più importanti della giornata. Voi potete interagire con noi in qualsiasi momento inviandoci un SMS o un WhatsApp al 340 321 8806. Li manderemo in onda, ne parleremo, proporremo anche le vostre provocazioni e faremo vedere le foto e i video che ci manderete dalla vostra quarantena a casa. Per il momento è tutto, ci rivediamo alle 11.30. Buongiorno e benvenuti alla nostra diretta in edizione straordinaria sull'emergenza coronavirus in Veneto. Staremo con voi tutto il giorno, vi racconteremo, vi informeremo su quanto sta accadendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Voi potete mandarci in qualsiasi momento i vostri SMS, i vostri WhatsApp al numero che vedete in sovrimpressione, che è il 340 321 8806. Noi scaricheremo WhatsApp, i messaggi, gli SMS, tutto quello che arriva, li faremo passare nella banda che vedete nella parte bassa del vostro televisore, li leggeremo qui in studio, sia le domande che anche le provocazioni, e se ci manderete foto e video per raccontarci di come state trascorrendo questo isolamento, li manderemo in onda, li faremo vedere. Sarà un momento per sorridere un po' in questo periodo di grande angoscia per tutto il Veneto. Prima di tutto andiamo a vedere quelli che sono i dati relativi all'emergenza coronavirus. Sono arrivati poco fa dalla Regione, dall'azienda Zero della Regione Veneto, e andiamo a vederli nello specifico. Abbiamo in Veneto in questo momento 6.935 casi positivi. Sono 353 in più rispetto all'ultima rilevazione, che è quella di ieri pomeriggio alle ore 17. A Padova, che è l'area in cui ci sono più casi positivi, ce ne sono 1.693, sono 93 in più rispetto all'ultima rilevazione. Rimane fermo il cluster di Vo, ci sono 0 casi in più a Vo, c'era stato un caso
ma ci dicevano le autorità sanitarie che è fisiologico un caso ogni tanto in questo momento, dopo che è stata riaperta l'area rossa di Vo. Poi Treviso 1254, Venezia 920, Verona 1402, Vicenza 899, Belluno 313, Rovigo 110. I domiciliati fuori dal Veneto sono 132 e quelli che sono ancora in attesa di un'assegnazione sono 128. Parliamo dei casi in isolamento domiciliare, ovvero positivi e persone che sono state a contatto con persone poi risultate positive. Sono addirittura 17.457 in Veneto. Ma andiamo a vedere la seconda parte della tabella, che è quella più importante, quella che riguarda lo stato degli ospedali nella nostra regione. Vedete, ci sono pazienti in area non critica, ovvero quelli che pur essendo positivi al coronavirus non sono gravi. Poi ci sono i terapie intensive, che è il dato fondamentale per leggere l'evoluzione dell'emergenza. Poi abbiamo i dimessi e i decessi. Andiamo a vedere i dati. Sono 1447 le persone ricoverate in questo momento in Veneto, sono 11 in più rispetto a ieri sera. 326 le terapie intensive impegnate, più 8, questo è un dato positivo, perché comunque finché reggeranno l'urto le terapie intensive ci sarà modo di curare tutti i pazienti. Poi 508 i dimessi, quindi un numero consistente di persone che sono state dimesse dall'ospedale dopo essere state trovate positive. E purtroppo la casella dei decessi sono 287 dall'inizio dell'emergenza, 14 solo stanotte. Lo ricordiamo sempre, è una tabella, è un dato, ma dietro ognuno di questi numeri c'è una famiglia che soffre, c'è qualcuno che ha perso un parente, un caro amico, e dovremo farci i conti alla fine. Noi ve le diamo come arrivano dalla regione per commentarle. Ci penserà poi il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che come sempre sarà, torniamo in studio con la regia, sarà alle 12:30 in diretta dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Noi saremo lì con le nostre telecamere, con i nostri giornalisti, per potervi raccontare tutto quello che emerge dalla conferenza stampa di Luca Zaia. Di solito si leggono i dati, arrivano le notizie del giorno, si fa il punto della situazione per capire come sta evolvendo l'emergenza coronavirus in Veneto, ed è, diciamo, il momento più atteso di tutta la giornata. Ma visto che sono le ultime parole ufficiali di Zaia sull'emergenza coronavirus, andiamo a sentire cosa aveva detto il Presidente Regione nell'ultimo punto stampa, parlando della cosiddetta curva, quella curva che ci permette di capire l'evoluzione dell'emergenza coronavirus in Veneto, se dobbiamo prepararci al peggio oppure se sta procedendo secondo quanto previsto dall'algoritmo. Sentiamo cosa aveva detto Zaia. Quindi siamo preoccupati, il modello ci dice che ci sarà una costanza di incremento di contagiati, di patologici e anche di mortalità. Stiamo facendo il diavolo a 4 per rinforzare ancora di più le prime fila, che sono quelle delle terapie intensive e semi-intensive, e questa è una sfida quotidiana. Non c'è ancora spazio per l'ottimismo. I modelli adottati dal Comitato Scientifico dell'Unità di Crisi parlano di ulteriori incrementi di contagiati e di vittime, e fino ad oggi non hanno sbagliato. Lo scollamento registrato è di soli 2 giorni. Stiamo monitorando i modelli matematici che ci dicono che siamo indietro di un paio di giorni rispetto a quello che dovrebbe accadere oggi. Rispetto a quello che accade oggi, il modello ci dice che dovrebbe essere accaduto 2 giorni fa, e questo è un buon dato di lettura, ma non possiamo parlare di abbassare la guardia, di fine dell'emergenza o di altre robe del genere. E se il trend non mente, quella delle forniture continua a essere inevitabilmente una corsa contro il tempo. Arrivati i 50 ventilatori dalla Svizzera, si aspettano quelli che dovrebbero giungere dalla Protezione Civile Nazionale. C'è poi il capitolo mascherine per gli operatori sanitari. Se quelle chirurgiche, dice Zaia, finalmente ci sono, si resta in attesa di quelle per le terapie intensive. Sul fronte mascherine da terapia intensiva, sto parlando delle P2 e delle P3,
l'emergenza si chiude tra questo fine settimana e l'inizio della prossima. Siamo riusciti ad acquistare un carico di 2 milioni di mascherine P3, che è come aver scoperto un giacimento con una pepita d'oro che non finisce più. Sul fronte degli spostamenti invece si stanno valutando delle deroghe come per i soggetti autistici. Io ho messo il limite ai 200 metri e ci sta e lo confermo da casa, no? Però sto anche valutando, ci sono delle casistiche, mi chiamano molti genitori che hanno figli autistici che hanno la necessità di far tanta strada a sti ragazzi per tenerli, diciamo, in movimento e per garantire a loro una stabilità durante la giornata. Ecco, in alcuni casi potremmo prevedere magari con una subordinanza delle deroghe. Resta poi l'appello di sempre, anche perché la questione sanitaria non finisce con il ricovero. È un virus che fa danni, ci manda in terapia intensiva, è un virus che fa danni, ci fa venire l'encefalite, quindi problemi cerebrali, è un virus che fa danni, ci fa venire le miocarditi e quindi problemi cardiaci, è un virus che fa danni, ci fa venire l'insufficienza renale, perché poi questi sono gli esiti. Quindi c'è poco da scherzare. Qualcuno dice, ma Zaia dovrebbe dire anche cose positive. Le cose positive ve le dico quando è ora di dirle le cose positive. In questa fase la cosa positiva che vi dico è restare a casa. Quindi l'imperativo è quello dei giorni scorsi, restare a casa, e c'è poco da scherzare, quindi quello che dobbiamo fare è rimanere in casa fino a quando l'emergenza non passerà, fino a quando le autorità diranno che si può cominciare a uscire. Non è facile, ma è una cosa che dobbiamo fare per il bene nostro e degli altri. Ma c'è anche qualcos'altro che possiamo fare per il bene nostro e di tutti, ed è donare per esempio alla Regione Veneto, che ha attivato questo conto corrente Combatti il coronavirus con la solidarietà. Vedete l'IBAN, ve lo lasciamo qualche istante che possiate scriverlo o fotografarlo. La causale è sostegno emergenza coronavirus, intestato alla Regione del Veneto. Zaia ha detto ieri, ma sicuramente lo dirà anche oggi, che la cifra che si sta raccogliendo con questo conto corrente è davvero notevole. Si parla di milioni di euro che serviranno poi per aiutare questo Veneto in difficoltà. Queste informazioni e tutte le altre informazioni riguardanti l'emergenza coronavirus, come gli IBAN, i conti correnti, tutto quello che può servire sia per superare e affrontare questa emergenza, sia per aiutare gli altri e magari a volte anche rendere più leggera la permanenza in casa con i consigli di Rete Veneta, che vedremo poi, li trovate anche sui nostri social. C'è la pagina Facebook di Rete Veneta, dalla quale stiamo trasmettendo in diretta streaming anche questa edizione straordinaria. Naturalmente, se avete o la TV occupata da qualcuno dei vostri familiari, o se avete amici che non vedono per vari motivi Rete Veneta sul digitale terrestre, hanno la possibilità di vederla anche dallo streaming di Facebook. Abbiamo anche attivato il canale Telegram, dove carichiamo continuamente dati, informazioni, IBAN, tutto quello che può essere più di servizio rispetto ai social classici, e potete accedervi semplicemente cercando in Telegram la Rete Veneta. Siamo lì a vostra disposizione. Quindi abbiamo sentito cosa ha detto il presidente della regione Luca Zaia. Sappiamo che proprio in questo momento, forse è già finita ma non ne abbiamo notizia, c'era l'audizione, c'era il confronto fra il Premier Giuseppe Conte e il Senato. Ieri invece Conte è stato alla Camera per parlare con i parlamentari, per chiarire la situazione, e vi facciamo vedere una breve parte di quanto è stato detto alla Camera. Il decreto dedica un capitolo importante alla sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, estendendo la portata degli interventi disposti dai provvedimenti precedenti. Al fine di sostenere il sistema Paese in questa delicata fase, abbiamo poi costituito un fondo per l'internazionalizzazione del sistema economico e il sostegno delle esportazioni italiane. Infine, per supportare il lavoro nell'ambito dell'emergenza, il decreto dispone misure per la funzionalità delle forze di polizia, delle forze armate, del Corpo Nazionale e dei Vigili del Fuoco. Non da ultimo abbiamo previsto alcuni interventi in favore del sistema scolastico e universitario, un capitale prezioso su cui dobbiamo investire con ancora maggiore convinzione in nome del futuro del Paese, aiutandolo soprattutto a superare questa fase di contenimento dell'epidemia.
L'impegno del Governo nel sostegno all'economia italiana naturalmente trova nel decreto Italia soltanto un primo passo di carattere emergenziale. Ci rendiamo conto che l'intervento sin qui effettuato, che pure è stato significativo, assolutamente non trascurabile, sia sul fronte della liquidità, della protezione sociale, del sostegno al reddito per le imprese, famiglie e lavoratori, in particolare autonomi, non è sufficiente. È per questo che in queste ore stiamo lavorando per incrementare il sostegno alla liquidità di cui il Paese ha tanto bisogno, al credito, che già dicevo, come l'ho già detto, l'ho ricordato prima, porta a mobilitare attualmente, con il decreto già adottato Cura Italia, circa 350 miliardi di euro. Con il nuovo intervento normativo, che è in corso di elaborazione, confidiamo di pervenire a uno strumento complessivo altrettanto significativo rispetto a quanto sin qui operato. Non sono in condizione in questo momento di dare delle cifre esatte, ma sicuramente sarà, ripeto, uno strumento complessivo altrettanto significativo. Quindi, come era stato detto già nei giorni scorsi, sono in arrivo altri finanziamenti più che per il superamento dell'emergenza, per rimettere in sesto quello che il coronavirus lascerà dietro di sé una volta che se ne sarà andato. Si parla di almeno altri 25 miliardi, ma insomma è tutto ancora da vedere, da capire e da stabilire. Però il fatto che il Premier l'abbia detto ai parlamentari è già qualcosa, vuol dire che qualcosa arriverà. Andiamo a vedere al volo invece un paio di vostri messaggi, di quelli che ci arrivano al numero 340 321 8806, che è a vostra disposizione tutto il giorno per inviarci sms, whatsapp, informazioni, foto, video, quello che vi passa davanti, quello che volete raccontarci. Attenzione però, non telefonate a questo numero perché non possiamo ricevere telefonate, non possiamo ricevere, il telefono suona a vuoto oppure sentirete una voce registrata. Non è un numero telefonico, è semplicemente un numero per applicazioni, quindi purtroppo non risponderemo e non possiamo rispondere nemmeno alle videochiamate di WhatsApp che vediamo molti fanno, ma naturalmente non possiamo rispondere. Allora, questa è una richiesta che fanno davvero in tanti in questo periodo. Un nostro telespettatore chiede la sospensione degli affitti. Ci rendiamo conto che con l'economia ferma pagare gli affitti, ma anche pagare i mutui, pagare tutto quello che c'è da pagare possa diventare un grosso problema. Sono proposte che vengono messe sul piatto, si cercherà di capire in qualche modo come superare questa fase, le cose più importanti, gli affitti, i mutui, le bollette. C'è naturalmente chi continua a fare i complimenti, grazie Zaia per quello che fai per i veneti. C'è chi ci scrive, c'è chi ci parla di vaccini, c'è chi ci chiede di chiarire cosa sta succedendo con tutte le ipotesi di vaccini che girano sui social e vogliamo avvertirvi di questo. Attenzione, fate riferimento per le notizie solamente ai canali e alle fonti ufficiali. Sta girando davvero moltissimo materiale anche via WhatsApp in questi giorni, arrivano anche a noi tantissimi messaggi che parlano di vaccini miracolosi, di cure, di dietrologie. C'è chi va in cerca di cose successe anni fa o mesi fa per dire questa epidemia si conosceva già. Attenzione, tutto quello che gira sul web, sui social va verificato. Noi vi diamo solo le informazioni ufficiali, quelle che arrivano dalle istituzioni, quindi dal governo, dalla regione. Le tabelle che vi diamo e che pubblichiamo anche sui nostri social sono esclusivamente quelle della regione Veneto, come pure tutto il materiale che passa qui da noi è materiale ufficiale. Fate riferimento per ora al materiale ufficiale. Se verranno confermate o smentite alcune delle notizie che circolano sui social in questi giorni, ve ne daremo notizia come sempre in modo immediato, in modo corretto, perché questa è informazione. Noi facciamo informazione, quello che gira sui social è tutt'altra cosa. Allora, adesso andiamo a vedere, e questa è una buona notizia nell'ambito
della lunga serie di informazioni negative che arrivano sull'emergenza coronavirus, e che è quella riguardante il nuovo ospedale di Padova. L'ha data Zaia in diretta televisiva, quasi nessuno se l'aspettava in questo momento così concitato di emergenza sanitaria, ma l'iter del nuovo ospedale di Padova è stato sbloccato e si va verso la firma degli accordi, dei protocolli per poter procedere con il progetto. Ecco il servizio. La situazione del nuovo ospedale di Padova è stata finalmente sbloccata. L'annuncio a sorpresa arriva in diretta televisiva durante il consueto punto stampa del presidente della regione Luca Zaia ed è finalmente una buona notizia in un periodo molto complicato per la sanità veneta. La situazione si è sbloccata grazie all'arrivo della valutazione ambientale strategica, indispensabile per proseguire l'iter del nuovo assetto sanitario padovano. Per quanto riguarda poi in generale le belle notizie, ce n'è una, sapete che è stata approvata la valutazione VAS per l'ospedale di Padova. Noi saremo pronti per la firma dell'accordo di programma tra aprile e giugno, tra aprile e maggio, adesso vedremo quando. Considerate che noi siamo concentrati qui con l'assessore Lanzarin, che saluto e ringrazio per l'eccezionale attività che sta facendo, e l'assessore Bottacin per l'altrettanta eccezionale attività sui due fronti, no? Sanità e protezione civile. Zaia si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa e annuncia già il prossimo passo con la firma dell'accordo di programma. È bene che io vi dica, lo dico anche sempre a quelli che tifano perché tutte le cose vadano male, mettetevi il cuore in pace. Abbiamo sbloccato anche l'ospedale nuovo di Padova, è arrivata la VAS, firmeremo l'accordo di programma, siamo in linea, siccome si parla di sanità permettetemi di dirlo, siamo in linea con il programma, andiamo a realizzare quello che dovrà essere il nuovo policlinico universitario, in un contesto di sanità che quando ne saremo venuti fuori da questa partita sarà una sanità sicuramente eccellente. E oltre alla sanità c'è anche un altro tema di cui i nostri telespettatori parlano molto ed è quello delle autocertificazioni. Vedete anche dai messaggi, quelli che ci arrivano, quelli che passano nella parte bassa del vostro televisore, c'è chi ci chiede cosa bisogna scrivere sull'autocertificazione. Naturalmente se e quando dovessero fermarvi per un controllo, l'importante è che ci sia una motivazione valida per essere fuori dalla vostra abitazione. Basta scrivere che si è in situazione di necessità, quindi si va ad accudire parenti non autosufficienti, persone che hanno bisogno del nostro aiuto, oppure per comprovate esigenze lavorative, quindi si scrive io lavoro al tal posto, ho bisogno di muovermi, e sicuramente con le forze dell'ordine poi saranno anche lì per aiutarvi a compilarla in modo esatto. Poi vi ricordo che la trovate anche l'autocertificazione sia su Facebook che sul canale Telegram, potete scaricarla, stamparla e portarvela in giro per quando vi fermeranno. Ma torniamo invece a Padova perché c'è un'altra buona notizia oltre a quella dell'ospedale ed è quella che riguarda la Fondazione Città della Speranza, che è scesa in campo addirittura con un finanziamento da 500.000 euro per un importante studio epidemiologico scientifico sul coronavirus che dovrebbe portare, questo è l'obiettivo, sia a una maggior definizione di quella che è l'epidemiologia del virus, ma anche e soprattutto alle basi per la creazione di un vaccino. Prova della validità, dell'importanza di questo studio è che la conduzione è stata affidata al virologo Crisanti, che tutti noi conosciamo bene perché è stato spesso ospite virtuale almeno dei nostri telegiornali. Ma ecco, sentiamo dalla Città della Speranza quali sono le novità. La Fondazione Città della Speranza scende in campo contro il coronavirus, schierando l'Istituto di Ricerca Pediatrica per uno studio innovativo che contribuirà ad aggiungere conoscenze alla ricerca internazionale, suggerendo nuovi approcci terapeutici e favorendo lo sviluppo di un vaccino. Il progetto, per il quale la Fondazione ha concesso un finanziamento di 500.000 euro, si pone l'obiettivo di verificare la risposta immunitaria al coronavirus nella popolazione veneta, per capire quali siano le difese immunitarie efficaci contro il virus e perché esse vengano meno in alcuni pazienti. Il gruppo di lavoro sarà coordinato dal professor Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'Università di Padova, e dalla dottoressa Antonella Viola, direttrice scientifica dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza.
Grazie alla Fondazione Città della Speranza parte questo progetto che ha lo scopo di andare a studiare la risposta immunitaria nei pazienti Covid-19. È un progetto importante perché ci aiuterà a capire perché alcuni pazienti sono asintomatici mentre altri sviluppano una patologia molto grave. Si tratta quindi di una ricerca fondamentale per creare le condizioni per lo sviluppo di vaccini e per comprendere al contempo maggiori informazioni sull'infezione. E aiuterà anche nello sviluppo di un eventuale vaccino, perché se non sappiamo come funziona il nostro sistema immunitario è difficile anche poi progettare delle terapie specifiche. Quindi siamo davvero molto contenti di questa collaborazione con l'Università di Padova e con il professor Crisanti e adesso cominciamo a lavorare. Quindi anche questa è una buona notizia all'interno di una serie di notizie insomma non sempre positive che riguardano il coronavirus. Sapere che la Fondazione Città della Speranza è scesa in campo con €500.000 per finanziare una ricerca, uno studio scientifico, insomma fa ben sperare per il futuro, per la creazione di un vaccino che al momento sembra ancora molto molto lontano. Adesso restiamo in provincia di Padova, ma andiamo a vedere cosa succede in uno dei comuni che sono il simbolo dell'emergenza coronavirus in Veneto. Siamo a Merlara, nella Bassa Padovana, e accade che in una casa di riposo si sia acceso un focolaio di casi con molti anziani che sono mancati. Purtroppo fino a ieri erano 14, non abbiamo ancora il dato in questo momento, vediamo se la nostra redazione di Padova l'ha inserito nel servizio che vedrete fra pochi istanti. Addirittura anche il sindaco Claudia Corradin è risultata positiva, l'abbiamo sentita anche ieri, ha un po' di tosse, ha la febbre, non sta ancora male, spera di non stare davvero male e regge, sta in piedi perché sa che ha tante cose da fare. Un esempio di quello che i sindaci del Veneto possono fare per i loro cittadini. Ecco il servizio dalla redazione di Padova. Ho sempre la mia tosse, ma non ho febbre, questo speriamo di durare fino alla fine, insomma, senza febbre. Anche lei è positiva al virus, ma Claudia Corradin non molla. Ha da poco parlato con il prefetto di Padova perché attende l'arrivo di medici e infermieri dell'esercito per aiutare gli anziani della casa di riposo. Intanto, nella notte un altro non ce l'ha fatta. Questa notte un altro decesso, siamo arrivati a 16 persone che se ne sono andate dentro della struttura. Che adesso sono rimasti 52 all'interno, 5 all'ospedale e 16 che se ne sono andate. Ecco, il problema più grande è che a sentire il medico di base che da ormai 15 giorni è sempre in struttura, queste persone non hanno sintomi, non hanno tosse, non hanno febbre, non hanno nulla e non mangiano, non vogliono mangiare e sembra quasi che ci lasciano andare, che abbiano capito della situazione difficile. Si stanno lasciando andare gli ospiti rimasti, persone con un volto e una storia come quella di Ferruccio, che nell'istituto viveva da circa 6 anni, o Gennaro, o Rita, che aspettava la domenica pomeriggio per vedere le figlie e bere il tè con le pastine. Una casa, racconta. C'è la professionalità, ma non essendo strutture molto molto ampie, e le persone sono ancora persone, c'è una dimensione umana e c'è un rapporto quasi personale tra operatori, anzi senza quasi, tra operatori e pazienti, cioè, o meglio, e ospiti. I tempi sull'arrivo del personale dell'esercito non sono ancora certi, serve dare un ricambio a chi lavora all'interno. Speriamo che arrivi questo personale dell'esercito, infermieri che possano dare il cambio al personale della Stremato e quindi con un po' più di personale magari ci illudiamo che possano essere accuditi, magari aiutati a mangiare e possono riprendere. C'è il via libera, ha assicurato anche il sottosegretario vicentino Achille Variati. A Merlara sperano e intanto combattono. Quindi a Merlara sperano e combattono. A Merlara avete sentito il numero dei casi è salito a 16, il numero dei decessi, dei casi che hanno avuto esito negativo purtroppo erano 14 ieri, il sindaco sostiene che effettivamente sono tutti allo stremo, si spera che arrivi
l'esercito con del personale infermieristico per aiutare, per dare una mano a chi sta cercando di rendere spesso le ultime ore di anziani malati se non serene, almeno meno dolorose. E visto che tutti possiamo fare qualcosa, ecco lo spot che abbiamo preparato noi di Rete Veneta per Helios Onlus, un'associazione di imprenditori senza scopo di lucro che vogliono aiutare la sanità della Pedemontana. Ecco lo spot. Siamo tutti uniti nella battaglia contro il male invisibile, il coronavirus. Aiutiamo i nostri malati, aiutiamo il nostro ospedale a sopravvivere a questa pandemia. Associazione Helios, per questa emergenza, sta raccogliendo fondi per acquistare ventilatori, 10 letti da terapia semi-intensiva, 10 letti di terapia intensiva, un ecografo, 20 pulsiossimetri per dipartimento emergenza, per pediatria, per reparto ricoveri positivi, un sistema di broncoaspirazione e fibroendoscopio, monitor multiparametrici. Partecipa anche tu con un contributo all'associazione Helios. IBAN IT 25 U05 38 76 02 600 000 3534 5382. Contribuisci per vincere insieme. Una cosa che tutti possiamo fare per vincere insieme è contribuire, dare una mano. Avete visto l'IBAN prima della regione, questo invece è il conto corrente attivato da Helios Onlus per acquistare macchinari, apparecchiature di ultima generazione da donare poi agli ospedali, all'ospedale di Bassano per superare questa emergenza. Siete in molti a chiederci informazioni sulla distribuzione delle mascherine della regione che sono partite nei giorni scorsi alla volta di tutti i comuni. Sappiamo che sono in distribuzione, se non le avete ancora viste arriveranno fra poco, ce lo chiedete davvero in tanti, è la domanda proprio del momento, ma andiamo a vedere invece il punto della distribuzione delle mascherine a Padova alla volta di ieri sera. Della Regione Veneto, iniziata la distribuzione degli schermi protettivi voluti dalla Regione e realizzati dall'azienda di Tre Baseliche Grafiche Venete. Il Comune di Padova ha scelto 41 supermercati, a cui a breve se ne aggiungeranno altri, per distribuirle. L'azienda di Tre Baseliche sottolinea che non vanno lavati in lavatrice, possono essere disinfettati ma con alcol etilico al 70% e acqua e poi lasciati asciugare al sole. Palazzo Moroni ne ha ricevuti per ora 60.000 e ha pensato ai supermercati come luogo idoneo alla distribuzione. Signore, qua le do una mascherina della Regione Veneto, sono consegnate così. Qui ci troviamo alla Lì di Terra Negra, dove un addetto controlla l'ingresso e consegna a chi viene a fare la spesa uno schermo protettivo, oltre a disinfettare i carrelli e i cestini della spesa. I clienti apprezzano, ci dicono, nel punto vendita. Nei prossimi giorni arriveranno altri schermi, sempre dalla Regione, alla Protezione Civile di Padova. Facciamo una breve pausa, ci rivediamo qui fra pochi minuti, ricordate alle 12.30 comincerà a parlare Zaia. Buongiorno, bentornati a questa nostra edizione straordinaria sull'emergenza coronavirus in Veneto. Siamo in attesa della conferenza stampa, del punto stampa quotidiano del Presidente della Regione Luca Zaia, che a 12:30 parlerà dalla sede della Protezione Civile di Marghera, facendo il punto della situazione, spiegandoci cosa sta succedendo, fornendoci tutti i dati dell'emergenza coronavirus. Vi ricordiamo che questa diretta è visibile anche in streaming sulla nostra pagina Facebook. Se avete qualcuno che non riesce a vedere Rete Veneta perché la TV è occupata o perché non prende il canale per tanti motivi, si può vedere anche su Facebook. Tutte le cose che vi abbiamo detto, tutti i dati, le informazioni, le tabelle, le schede che vi facciamo vedere, compresi i numeri del conto corrente che sono stati attivati per la solidarietà in Veneto in questi giorni, li trovate anche sul nostro canale Telegram.
Adesso ci spostiamo da Padova, ci spostiamo nella montagna veneta, nella montagna bellunese nello specifico, perché il commercio, il turismo sono i settori più colpiti in un'area che già soffriva in modo davvero particolare piaghe come quella dello spopolamento. Vediamo la situazione. Abbiamo perso la stagione, abbiamo perso la Pasqua e probabilmente avremo dei grossi problemi per il sistema estivo. È un grido di dolore quello del presidente dell'Ascon di Belluno, che non tergiversa sullo stato del commercio e del turismo, due settori in strettissima connessione che stanno pagando lo scotto più alto a causa della pandemia da Covid-19. Siamo in un momento di emergenza estrema, non sappiamo quando finirà, però vorrei spezzare veramente una lancia a favore di questi nostri associati che sono in prima linea. Oggi come oggi, mai come oggi, si capisce la valenza dei piccoli negozi nei punti di montagna magari spersi. Da qui si dovrà ripartire pensando a una struttura diversa del commercio, dice Doglioni, profeta in tempi non sospetti della necessità di non rinunciare alle botteghe, che sono presidio indispensabile del territorio. Che cosa facciamo dopo per il turismo? Il turismo è un volano talmente importante, il commercio, il piccolo commercio, ma è collegato al turismo, che senza alberghi, ristoranti, bar, rifugi, non riusciamo a fare niente, c'è un'economia che va a catafascio. Al presidente di Ascon Belluno abbiamo chiesto un commento sulla notizia della protesta dei gestori degli impianti di carburante che ieri ha mandato nel panico il paese. È grave anche questo, perché se noi fermiamo per qualsiasi l'approvvigionamento, c'è un problema che si sormonta, problema speriamo venga risolto. Diciamo che anche i gestori di carburante in effetti devono essere tutelati. Uno dei settori più colpiti assieme al commercio, assieme al turismo, è quello della cultura, perché teatri, cinema, spettacoli all'aperto, qualunque aspetto riguardante la cultura in Veneto è praticamente congelato dall'emergenza coronavirus. Gli assessori dei 7 capoluoghi delle province venete si sono riuniti naturalmente in videoconferenza per fare il punto della situazione, ma anche nel bellunese questa situazione è davvero tragica. Siamo alla lettera H, una lettera abbastanza difficile in teoria, ma per H cominciano gli ieroglifica di Piero Valeriano, il librone che vediamo in mano nel ritratto vegeliano che abbiamo al museo. Lezioni online sui dipinti e reperti preziosi custoditi nello scrigno di tesori che è il Museo Civico di Belluno a Palazzo Fulcis. A guidare il tour virtuale l'assessore alla cultura Marco Perala e il conservatore Danny Stone, che conducono i visitatori alla scoperta del museo, chiuso come tutti i luoghi di cultura sin dai primissimi giorni dell'emergenza coronavirus. Un appuntamento ogni 2 giorni viene messo in rete su Facebook, sulla pagina Facebook del museo, un oggetto particolare che può essere un quadro, che può essere una statua, che può essere una medaglia, qualsiasi degli oggetti conservati al museo, e che vengono raccontati in un ordine che per questa prima fase sarà un ordine alfabetico. Il viaggio, assieme alla convenzione con le librerie cittadine per la consegna a domicilio anche dei libri, oltre ai generi di prima necessità, rappresenta una buona pratica che ieri è stata condivisa durante l'incontro fra i 7 referenti dei capoluoghi del Veneto e l'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari, convocato per fare il punto sulle varie iniziative in corso nelle singole realtà e per progettare percorsi comuni per questa fase di emergenza e per il futuro. Abbiamo tutti firmato un appello molto tecnico con delle richieste precise, sia il Ministro del Lavoro sia il Ministro della Cultura Franceschini, per il sostegno al settore, perché è un settore molto articolato, molto diverso. Un danno economico enorme per la cultura e per tutti i soggetti impegnati a declinarla, dalle compagnie teatrali alle fondazioni liriche, senza scordare l'enorme tessuto di microaziende. Non tutti possono concorrere agli ammortizzatori sociali. Ieri abbiamo fatto a tappeto una chiacchierata con quasi tutti gli operatori, dopo la riunione degli assessori ho telefonato a quasi tutti proprio per fare il punto a livello provinciale. Ne parleremo poi porteremo anche questo dato della città di Belluno all'attenzione per fare massa critica con il resto del Veneto, e il Veneto poi lo porterà in sede nazionale.
Siamo in attesa del collegamento con la sala stampa della sede della Protezione Civile a Marghera, da dove si svolgerà alle 12:30. Vedete la preparazione della conferenza stampa, che la selva di microfoni che il presidente Zaia si troverà sotto il naso quando dovrà parlare ai veneti. C'è chi ci chiede, lo vedete anche passare come messaggio sotto, ma arriva un po' su tutti i nostri contatti, c'è chi ci chiede di migliorare la qualità delle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa. Purtroppo lo ripetiamo per chi avesse notato questa cosa solo negli ultimi giorni, è un problema al quale non si può ovviare, per il semplice motivo che per motivi di sicurezza sanitaria i microfoni sono destinati solo al Presidente, i giornalisti non hanno un microfono, non si fanno girare i microfoni perché poi andrebbero comunque disinfettati, è tutta una situazione alla quale bisogna prestare molta attenzione, quindi un po' di pazienza durante le domande della stampa. Si sentono un po' basse, ma le risposte del Presidente sono sempre molto forti e chiare, quindi insomma accontentiamoci in questo periodo di poter sentire le risposte forti e chiare. Adesso risposte forti e chiare ne danno anche i tabaccai, che sono, a detta delle associazioni di categoria, diventati una sorta di confessori dei cittadini, perché con tutti i negozi chiusi, le tabaccherie aperte, la gente quando va a comprare le sigarette o i valori bollati approfitta della grande umanità di cui sono dotati i tabaccai per scambiare quattro chiacchiere, e la situazione non è mai semplice. Ecco il servizio dalla redazione di Vicenza. Tabaccai veneziani sempre più in trincea e nel ruolo che va sempre più nella direzione di insolito confessore. L'altro giorno una signora anziana si è messa a piangere proprio perché gli manca il rapporto fisico con le persone, il fatto di uscire pochissimo, quasi niente, perché i figli o qualcuno gli porta a casa la spesa. Nel racconto della presidente della Federazione Tabaccai Provinciale, il fatto di come i rappresentanti della categoria abbiano ormai intrapreso il sentiero di una nuova direzione. Oggi soprattutto si stanno erogando servizi per sopperire le chiusure degli uffici postali, che sono aperti alternativamente qualche giorno, qualche mezza giornata, oppure quello dei servizi bancari, che molte filiali sono chiuse. Insomma, la gente va, e non soltanto con la scusa, anche se c'è, del pacchetto di caramelle, il gratta e vinci, le sigarette e non ultimo il pagamento delle bollette. I tabaccai in questo momento stanno svolgendo un lavoro, a mio avviso, molto importante per la cittadinanza, perché non è il lavoro normale di sempre. Nei tabacchi il via vai è continuo, con la categoria sempre più a rischio. Approfitto per ringraziare tutti i miei colleghi che stanno lavorando diligentemente, a proprio rischio, perché appunto il pomeriggio a un certo orario non c'è più nessuno per le strade, non è semplice. Tornano a casa e hanno delle famiglie, perciò c'è sempre la paura, perché questo virus può colpire chiunque. Era la nostra redazione di Venezia. A Vicenza ci andiamo adesso perché continuano i controlli e continuano a farsi trovare dove non devono essere furbetti e persone che non hanno capito bene la situazione. C'è chi usa delle scuse davvero assurde. Controlli antifurbetti del decreto governativo, ancora troppe le violazioni. In Via Rossi a Vicenza la polizia locale nota un crocchio di donne. Alla vista degli agenti si sono date letteralmente alla fuga. 3 però sono state fermate e, non sapendo dare un valido motivo alla loro uscita, sono state denunciate. 17 invece i denunciati da parte dei carabinieri nei controlli svolti nei comuni della provincia e città per uscite senza giustificato motivo. Molteplici ancora una volta le presunte motivazioni. Dal 25enne di Vicenza in bicicletta che viene trovato ad Arcugnano con la scusa di andare a trovare la nonna, a chi da Camisano viene trovato a Grumolo delle Abbadesse con la scusa di andare dal suo macellaio di fiducia, e ancora da chi era uscito per comprare un paio di scarpe, ma i negozi ovviamente sono chiusi, a chi semplicemente voleva una boccata d'aria a più di 200 metri di distanza.
ma ci sono altri momenti in cui le nostre città sono assolutamente deserte, ferme, bloccate, come prevede la regola, la norma in questo periodo di emergenza. E andiamo a vedere, restiamo a Vicenza, ad esempio il capoluogo Berico come una sorta di cartolina d'altri tempi, senza nessuno in giro. Passiamo da Vicenza a Treviso, il tema è lo stesso, una città deserta nel nostro servizio. Sono passate già 2 settimane dal decreto che limita o blocca gli spostamenti delle persone, ma a scenari come questo è difficile abituarsi. La città semideserta appare surreale, tanto più in una giornata così, sole e cielo limpidissimo. La primavera, più forte di ogni virus, fa mostra di sé sugli alberi e una brezza insistente sferza strade e palazzi. Come qui ai Soffioni, oggi solo una galleria dove il vento prende forza prima di spazzare Piazza dei Signori. Serrande abbassate, sedie e tavolini accatastati. Il silenzio della loggia dei 300 è assordante. Sopra uno dei tavoli qualcuno ha lasciato un paio di uova. Ignoto il motivo, forse omaggio ad una Pasqua in sordina. È quasi mezzogiorno, i rari passanti con la mascherina sul volto camminano da soli, si soffermano distanziati davanti alla farmacia o stanno in coda per fare la spesa. Vigili, carabinieri e polizia pattugliano le vie e fanno osservare il decreto, mentre gli uomini della protezione civile suonano i citofoni per consegnare le ultime mascherine. Intanto questa coppia di anatre sale in strada e presidia Ponte Dante, quasi a colmare lo spazio lasciato dalle persone chiuse in casa. Finché le anatre proseguiranno nel loro lavoro sostituendo i cittadini, fin quando non finirà questa emergenza, vuol dire che andrà tutto bene, vuol dire che le persone stanno rispettando quelle che sono le norme per evitare la diffusione del contagio. Noi siamo sempre in attesa di Zaia, vediamo che è tutto pronto nella sala stampa della Protezione Civile a Marghera. Facciamo una brevissima pausa, ci vediamo qui fra pochi istanti. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta. Siamo in edizione straordinaria per raccontarvi e informarvi su quello che succede in Veneto con l'emergenza coronavirus. Siamo in attesa della conferenza stampa del Presidente della Regione Luca Zaia, che inizierà fra pochi istanti. Vedete, è tutto pronto, i microfoni sono pronti, vediamo che tutti gli operatori sono al loro posto, manca solo il Presidente Zaia, quindi state con noi perché davvero fra pochi minuti potremo fare il punto della situazione con il Governatore e capire quali sono le prossime mosse. Adesso, prima di andare avanti, vi leggiamo una risposta importante a una domanda che in molti ci fate, che è quella dell'utilizzo delle mascherine prodotte da Grafica Veneta che vengono distribuite in queste ore. Grafica Veneta fa sapere che a titolo precauzionale gli schermi protettivi stampati appunto dall'azienda di Tre Baseleghe e distribuiti dalla Protezione Civile gratuitamente ai veneti non vanno lavati fino a quando l'iter dei test che riguardano i cicli di lavaggio e la temperatura adatta non saranno stati conclusi. Quindi è plausibile che
prima o poi si arrivi a mascherine lavabili. In questo momento però non conviene lavarle. È possibile disinfettare? Questa è la risposta all'altra domanda che tutti ci fate. L'ho usata, come faccio a disinfettarla? È possibile disinfettare il dispositivo spruzzando una soluzione di alcol etilico al 70% e acqua al 30%, lasciare asciugare. Quindi questi erano i consigli da parte del produttore delle mascherine. Nessuno si inventa niente, noi non ci inventiamo niente, era un consiglio che è arrivato e lo vedete anche sulla pagina Facebook di Rete Veneta, potete andare a vedere e rileggervelo con calma, per sapere come gestire le mascherine, se lavarle o non lavarle. Non lavatele, quando arriveranno i test, i risultati dei test, ve lo faremo sapere. Se volete disinfettarle, un po' di soluzione idroalcolica e tutto torna nella norma. Adesso, sempre con un occhio rivolto alla sala stampa, andiamo a vedere la storia, perché ci sono tante storie da raccontare in questo periodo. Andiamo a vedere la storia di un giovane medico veneto vicentino che ha deciso di rispondere alla chiamata della Lombardia e di andare a aiutare i colleghi in trincea, dove la situazione è davvero drammatica, perché sappiamo che la situazione della Lombardia è veramente molto più grave di quella del Veneto. Se arriverà il presidente Zaia, rientreremo immediatamente dal servizio e vi faremo vedere tutta la diretta. Ho partecipato appunto a una chiamata delle aziende lombarde e sono stato assegnato all'ospedale di Cremona e qui svolgo un'attività di pronto soccorso e cerco di dare una mano per quanto possibile. Originario di Borso del Grappa, quindi proprio vicino a Bassano, ha studiato a Padova, si è laureato a Padova, poi ha fatto anche una bella esperienza all'UL7, al San Bassiano. Sì, io lavoro in continuità assistenziale, quindi nel territorio, e per alcuni mesi sono stato a Rosà e adesso sempre all'interno dell'UL7 lavoro presso la continuità assistenziale di Asiago. Voi siete in prima linea continuamente, ogni giorno, per stare vicino alle persone malate, per stare vicino alle persone che vengono colpite dal Covid-19. Sì, diciamo che la principale difficoltà è forse più a livello emotivo. Noi siamo fortunatamente dotati di DPI, quindi di tutte le protezioni individuali, ce le abbiamo e siamo sempre ben protetti, anche se devo dire che il tasso di positività tra i colleghi è molto alto, elevato, e anche per questo un po' il motivo per cui c'è stata una chiamata alle armi, diciamo, dei vari medici italiani. E ci troviamo ad accogliere davvero tantissime persone con realtà completamente diverse, diventiamo improvvisamente il loro unico punto di riferimento, perché purtroppo in questa situazione di emergenza gli ospedali sono chiusi, non possono accedere i parenti. C'è paura da parte vostra? C'è timore? Beh, il timore forse non ci si pensa. Certo, quando succedono alcuni fatti ci si ferma un attimo a riflettere. Sabato abbiamo dovuto chiamare l'anestesista per intubare un 18enne, sicuramente questo ha provato tutto il personale, anche perché comunque era un 18enne in piena salute che stava benissimo, e quindi ci fa un po' rendere conto che siamo tutti vulnerabili e siamo tutti di fatto in pericolo. Credo che non avrei potuto essere in nessun altro posto, nel senso che mi sento di aver fatto la cosa giusta, anzi invito anche i colleghi giovani, neoabilitati, a mettersi in gioco e dare una mano, insomma, in questa situazione di emergenza. Io la ringrazio, in bocca al lupo per tutto davvero, e come sempre immagino che anche da parte vostra, da parte dei medici, valga l'imperativo categorico restare a casa. Assolutamente sì, è fondamentale avere meno contatti possibili con tutte le persone, a maggior ragione se si hanno sintomi o si hanno avuti contatti con persone positive. Il grande cuore dei Veneti si vede anche da qui, da persone così giovani, un medico di 26 anni che va in Lombardia dove si è in prima linea anche di più rispetto a quello che succede qui in Veneto in molte situazioni, per dare una mano. Rimaniamo nell'area della Pedemontana, sentiamo cosa ci ha detto il commissario dell'ULS 7 Bortolo Simoni sul riassetto di quelle che sono le strutture sanitarie della zona.
L'emergenza coronavirus e l'individuazione di Sant'Orso come ospedale Covid-19 impone la riorganizzazione delle strutture dell'ULSS 7. Da Sant'Orso stiamo portando dei pazienti dimissibili su Villa Miari e poi andremo avanti anche con i Covid positivi per portarne 15 all'OIC, Opera Immacolata Concezione di Thiene. Si sta lavorando alacremente per svuotare l'ospedale di comunità di Marostica, che diventerà l'area Covid positivi, diciamo a bassa sintomatologia dell'ospedale San Bastiano. 32 saranno i posti disponibili nel vecchio ospedale di Marostica per pazienti positivi al coronavirus. I medici saranno 2 geriatri, uno dei quali è il dottor Marin, che è rientrato dalla pensione, è andato in pensione a dicembre e adesso è rientrato a dare una mano. Poi avremo ancora una riserva sull'ISAC di Bassano per pazienti non positivi, Covid negativi, quindi, che servirà per alleggerire ancora l'ospedale di Bassano. Perché? Perché l'ospedale di Bassano si dovrà far carico di tutte le urgenze e emergenze che arrivano anche dall'area di Sant'Orso. Per quanto riguarda invece la disponibilità di DPI di protezione, il commissario Simoni assicura che l'emergenza del primo periodo è superata e adesso le scorte ci sono. Da qualche giorno le forniture da azienda zero arrivano stabili, le mascherine chirurgiche ci sono, i facciali filtranti di tipo FP2 ci sono, scarseggiano ancora un po' gli FP3 che però hanno promesso in settimana metteranno a regime. Abbiamo scorte per funzionare per 2-3 giorni, abbiamo avuto anche molte donazioni da esterni, tutti hanno a disposizione i presidi che servono. Se non abbiamo i camici useremo le tute in Tyvek che sono disponibili, rispetto al camice sono più pesanti, più ingombranti e meno maneggevoli a lavorare, però sono di un livello superiore dal punto di vista della protezione. Sul fronte delle cure, infine. Abbiamo aderito con Bassano e Sant'Orso al primo studio, al secondo studio e adesso anche abbiamo chiesto di entrare nella sperimentazione dell'ultimo farmaco giapponese. Quindi siamo perfettamente allineati alla linea regionale. E farmaci ce ne sono in questo momento? Questo è un tasto delicato. Ce ne sono ma non abbondano, nel senso che tutte queste terapie intensive stanno consumando alcune categorie di farmaci anestetici, curarici, per esempio sedativi maggiori, eccetera, e quindi l'impegno è di comunicare i fabbisogni alla Regione e la Regione sta provvedendo anche a equilibrare per evitare che da qualche ospedale ci siano scorte troppo grandi e qualche ospedale resti senza farmaco. Quindi c'è un'azione di omogeneizzazione delle disponibilità da parte della farmacia regionale. I due grandi poli sanitari interessati dall'emergenza coronavirus sono da una parte quello d'emergenza di gestione dell'epidemia e quindi della sanità in generale, dall'altro quello della gestione del coronavirus all'interno delle case di riposo, delle strutture per anziani che, come abbiamo visto poco fa con il nostro servizio da Merlara, possono diventare dei focolai in cui la situazione precipita in tempi davvero brevissimi. Abbiamo il Presidente Zaia in arrivo, lo vediamo nel nostro monitor, ve lo facciamo vedere che sentiamo cosa ci dirà. Molto vicino. Sì, così. Tanto grazie di essere qui. Avrete prima o poi un riconoscimento, se non ve lo dà nessuno vi faccio io un diplomino alla fine. A memoria. No, grazie. E ringrazio e saluto tutti quelli che sono in collegamento via TV e via social e dico appunto ringrazio i giornalisti perché sono parte integrante della squadra. Se non ci fosse stata la comunicazione, i giornalisti, in questa fase avremmo avuto grosse difficoltà a parlare con i cittadini. Quindi un ringraziamento a tutti i quotidiani, anche con un invito ad andare a comprarli i quotidiani, perché non è che poi si possono fare i comitati o le raccolte di firme quando non ci sono più. Fatelo adesso che avete l'opportunità. E le televisioni di guardarle e magari di comprare anche le cose che sono pubblicizzate, così il sistema si chiude. Sembra una battuta, però penso che l'attività di protezione civile che avete fatto
in questo periodo sia assolutamente illuminante rispetto a questa tragedia che stiamo vivendo. Ringrazio e saluto Chiara Scipione, che è qui per il linguaggio LIS e quindi per parlare a quei nostri cittadini che non sentono, quindi ai non udenti, e che hanno anche loro il diritto in questa fase tragica di avere delle informazioni che siano assolutamente utili. Allora, voi sapete che in questa prima fase c'è il grande tema dei dati del bollettino. I dati del bollettino oggi ci dicono che abbiamo una crescita ovviamente dei positivi, abbiamo 17.457, dico piano i numeri anche a beneficio di Chiara, persone in isolamento, e guardate che questo è un dato che dà la dimensione del grande lavoro che i sanitari del Veneto e la nostra sanità sta facendo. Questo vuol dire tamponi, effetto tamponi. Di questi quasi 7.000, sono 6.935, sono positivi. Questo è il dato di questa mattina. I ricoverati crescono. Oggi stiamo prestando cure a 1.773 pazienti. Vuol dire che abbiamo 1.773 letti occupati da pazienti da pazienti coronavirus. Domani, peraltro, vi annuncio, vi daremo un dato di cosa significa il resto degli ospedali. 1.773 pazienti ricoverati in malattie infettive, in terapia semi-intensiva e in terapia intensiva 326. 326 persone che in questo momento stanno lottando tra la vita e la morte, sono persone che sono in terapia intensiva, che senza quella macchina morirebbero. Molti di questi usciranno dalla terapia intensiva, abbiamo già avuto le prime uscite, ma sono 326 persone che, se non ci fosse un sistema che funziona della sanità, oggi non sarebbero qui. Lo dico perché la terapia intensiva significa invasiva, significa macchina che respira e quindi un respiratore meccanico. Il dato buono che cresce sono i dimessi, 508 persone dimesse, stiamo crescendo con le dimissioni e questo dà anche una dimensione di cosa significhi un sistema che funziona per le cure. Crescono ancora i morti, 287 morti. Io ve l'ho detto, è un bollettino di guerra questo. Sicuramente siamo riusciti a frenare la curva che poteva impennarsi da un momento all'altro in maniera verticale, però abbiamo i morti, 287 persone che sono morte. E da oggi vi do un altro dato che diventerà una costante, che è un dato positivo. 91 nati. Questi sono i nati di ieri, ogni giorno vi darò i nati, anche perché si possa avere una dimensione che la vita continua. E nei bollettini di guerra abbiamo sempre notizie negative. Per noi la notizia positiva sono le nostre maternità che continuano, i nostri punti nascita che continuano a far nascere bimbi e alla mezzanotte di ieri, del 25, 91 bimbi sono nati in Veneto, questi 91 nuovi veneti che vedono la luce in un momento tragico della vita di questa comunità. Cosa vi dico? Vi dico che in questo marasma di decreti, di determinazioni o quant'altro, chiedo ai cittadini che siano assolutamente della partita. Allora qualcuno ieri mi ha detto, ma tu hai dato una notizia positiva. Sì, in effetti l'ho data una notizia positiva. Il modello è indietro di 2 giorni, cioè anzi avanti di 2 giorni. Vuol dire che le misure che stiamo adottando e che è la vera cura al coronavirus, cioè stare in casa,
stare in casa, poi vi darò 2 o 3 indicazioni anche per i cittadini perché sono subissato di richieste, di indicazioni, di aiuto e è bene che oggi inizi a darle. Stare in casa per tutti quelli che non debbono uscire per lavoro o per finalità che non siano impellenti, come quella di andare a comprarsi le medicine o andare dal medico. Tutto il resto è stare in casa. Lo stare in casa noi abbiamo visto sul modello che rallenta il contagio. Allora voi capite che se questa strategia la portiamo avanti, a prescindere dalle ordinanze e da tutto, e abbiamo un atteggiamento prudente e non eroico, di non entrare nel loop mentale di dire tanto a me non toccherà mai. Quando tu hai 1700, quasi 1800 persone in ospedale e quasi 18.000 persone in isolamento, pensare tanto a me non toccherà mai vuol dire essere dei folli. Il virus c'è, è ubiquitario e noi dobbiamo evitare l'incontro con il virus. Utilizzando metodi di protezione, adesso continueremo a distribuire mascherine, cercando di approvvigionarci di qualsiasi sistema di protezione di naso e bocca. Guardate, anche se dovete fare la spesa non avete nulla per proteggervi, anche un foulard, un giro di sciarpa è più che sufficiente, piuttosto che andare senza nulla. Lavarsi spesso le mani vuol dire ossessivamente, fatelo, dopo queste ossessioni ce le toglieremo quando sarà passato tutto. Cosa vuol dire ossessivamente? Vuol dire spesso e per non meno di 20 secondi, così, così, così e così. Il virus si annida nelle mani e se ci mettiamo le mani in bocca poi, negli occhi o nel naso, ci infettiamo. Se andate a fare la spesa, utilizzate i guanti di lattice che si trovano, scartate se potete all'aria aperta gli involucri, eliminateli e pulite con una soluzione disinfettante tutto quello che vi resta in casa. Il virus si aggrappa nel cartone, si aggrappa nelle superfici ferrose, nei metalli, si aggrappa nei tessuti. Se arrivate in casa e dovete sbattere un maglione, si sbatte fuori all'aria aperta. Arieggiate il più possibile i locali, come facevano le nostre nonne. Vi ricordate una volta da bimbi vedevamo che al mattino tutte le case avevano le lenzuola con tanto di cuscini sui davanzali esposte, stavano lì tutto il giorno. Una volta si disfava il letto, adesso è inutile che lo diciamo, perché disfaletti e rifaletti ce ne sono pochi in giro. Però è già sufficiente arieggiare, perché se il virus trova un ambiente confinato dove non si ricambia aria, il virus è lì e alla minima respirazione fatta in maniera maldestra ve lo inoculate. Cercate di evitare rapporti con le persone, i rapporti con i vicini di casa, i rapporti ravvicinati, i rapporti anche intermediati. Cosa sono i rapporti intermediati? Che voi dite, ma io sono sempre stato in casa, però se quello che ti porta la spesa, no, ma io non vado a fare la spesa, me la portano, ma chi ti porta la spesa? Dove la mette la spesa? Te la deve lasciare fuori dalla porta di casa, non portartela in casa, perché potrebbe portarti anche il virus con la spesa. Ma io non esco mai di casa, escono solo i miei bimbi a giocare. Con chi vanno a giocare i tuoi bimbi? Vanno con i bimbi del vicino di casa. E i bimbi sono anche loro un vettore di virus, non sono esenti dal virus, li ricoveriamo anche i bimbi. Attenzione, e lo dico ai bambini, lo dico ai genitori, lo dico ai cittadini, a tutelare i nonni. Tutti coloro che hanno sopra i 70 anni vanno tutelati al 100%. La macchina del volontariato, della comunità deve tutelare questa fascia di età, gli over 70, perché sono le fasce più deboli. Quindi evitate di andare a far visite a queste persone. Sembra quasi un controsenso, no? Dire di non andare a visitare le persone anziane. Oggi rischiamo di farle ammalare e farle morire. Oggi vi dico, è giusto che stiano in isolamento, è un grande sacrificio per una persona anziana non vedere i nipoti, i figli, le persone che più care, ma questo è un vero investimento per il loro futuro. Ovvio che abbiamo una sanità che risponde,
ma la sanità risponde anche in base alla qualità del paziente che ci arriva. Se ci arriva un paziente anziano, già cronico, perché ha delle sue, è un diabetico, è un obeso, è un cardiopatico, è un asmatico e ha magari un oncologico che magari abbiamo curato per bene, se si prende un coronavirus comunque abbiamo difficoltà più che per un paziente normale a curarlo. Il coronavirus lo prendono tutti. Sviluppa patologia diversa e sintomi diversi a seconda dell'ospite che trova, del corpo umano che trova, ma il coronavirus attacca tutti. Cioè, non voglio più sentir dire in giro che tanto è un problema degli anziani. Non è vero. Abbiamo persone di 30 anni intubate, abbiamo persone con gravi sindrome respiratorie decisamente giovani, adolescenti, e quindi finiamola con questa menata degli anziani. Premesso che se anche fossero solo anziani sarebbe veramente vomitevole che qualcuno pensasse che visto che sono anziani non è un problema sociale. Il mondo intero si sta affermando e quindi non serve più rispondere a tutti quei fenomeni da baraccone che scrivono sui social o scrivevano rispetto a dietrologie, complottismi o quant'altro, perché il mondo intero si sta fermando. Ho letto, non so se su The New York Times o su un altro newspaper, ho letto del fatto che New York fa 70.000 contagi ogni 3 giorni, è chiuso il Sudafrica, in Louisiana stanno morendo persone perché non potendo far nulla si è diffusa la notizia, purtroppo sempre fake, che le cure per la malaria sono cure utili per il coronavirus, quindi stanno morendo da intossicazione dei farmaci per la malaria, perché sono epatotossici, quindi fa male al fegato e quindi partono magari le cirrosi o le epatiti fulminanti. In tutto questo contesto bisogna seguire le indicazioni. Vi dico la bella notizia che ad oggi noi pensiamo di poter dire che tutto quello che dovevamo allestire come attività di terapia intensiva ci siamo. Aspettiamo ancora le ultime macchine che devono arrivarci, ma insomma siamo pronti per una buona onda d'urto. Però non è che i veneti devono stare tranquilli e dicono tanto Zai ha fatto le terapie intensive. Cioè non è che dici mi spacco la gamba tanto c'è chi me la ingessa. Ragazzi, attenzione che chi arriva in terapia intensiva fa la roulette, gioca la roulette russa. Quindi voi non dovete arrivarmi in terapia intensiva. L'unica preghiera che vi torno a fare è di stare in casa. Agli anziani, alle signore, ai cittadini in generale, andate una volta alla settimana e comunque se potete anche di meno, una volta ogni 2 settimane se ce la fate, o ancora di meno una volta al mese, so che dico magari una cazzata, ma per darvi un'idea, fate una spesa grande e poi basta in supermercato. Non posso vedere e sentirmi dire dagli operatori che vedono, stavo dicendo pazienti, ma di fatto siamo tutti pazienti noi oggi, cittadini che vanno più volte al giorno con la scusa di comprare o lo yogurt o lo zucchero o altro per farsi una passeggiata. Non costringetemi a fare ordinanze cattive sul fronte degli acquisti. Vi fate una bella spesa, chiunque sa benissimo che per una settimana la si può fare, perché tutti noi siamo in grado di programmare una settimana. Compratevi casomai scatolame, che non vi fa mai male, e non è che io che sono un difensore del cibo di qualità e identitario, vi dico che in questa fase ve lo consiglio io, prendetevi casomai 10 scatole di tonno piuttosto che della carne in scatola o qualcosa in caso di impossibilità di uscire di casa qualche giorno, ma non andate tutti i giorni a fare la spesa. Idem per le farmacie. Non andate tutti i giorni in farmacia. Se volete andare su un posto dove gira il virus, andate in farmacia o in ospedale. Se volete andare su un posto dove gira il virus, andate in farmacia o in ospedale. Io non so più in che lingua dirvelo. In ospedale abbiamo avuto un crollo degli accessi al pronto soccorso, siamo passati da 4.200 a 4.500 al giorno a poco più di 1 migliaio in tutto il Veneto
I cittadini hanno capito di andare solo in caso di estrema necessità, gli ospedali sono aperti, continuiamo a erogare servizi, domani vi presenteremo un piano di quello anche che stiamo facendo che non si chiama coronavirus, però la preghiera che vi faccio, ascoltatemi. Se mi ascoltate ne veniamo fuori con il sorriso, se non mi ascoltate ne veniamo fuori con le bare, perché è inutile che ci giriamo attorno a questo discorso. Questa è una brutta bestia, tutti l'hanno studiata, tutti sanno un sacco di menate sul coronavirus, ma alla fine la conosceremo quando avremo chiuso i conti con questo signore. Circa l'infezione, i danni da infezione, i danni da reinfezione. Noi stiamo preparando anche il progetto per tutto quello che è il post-coronavirus per i pazienti che hanno avuto il coronavirus. Non è una passeggiata. Quindi mi raccomando, le norme igieniche, le mani, la mascherina o comunque una protezione, evitare contatti, evitare un sacco di cose. Poi diciamocelo fino in fondo, ai nipoti che hanno i nonni, cominciate a fare le videochiamate con i nonni. Facciamo in modo di utilizzare la tecnologia per quanto possibile, per quanto sia attuabile. Facciamo in modo di utilizzare quello che altri anni fa non avrebbero avuto. La videochiamata è già un buon sistema, no? Lo sappiamo, l'emigrante di oggi riesce a videochiamare a tutte le ore spendendo nulla i propri cari dall'altra parte del mondo. Noi lo facciamo magari dando un appuntamento ai nonni con una videochiamata che si riesce a organizzare, a spiegare come funziona, e penso che questo sia già più che sufficiente. Seguite le indicazioni che vi danno i quotidiani, comprate i giornali tutti i giorni, compratevi un giornale che comunque nei giornali trovate tutte le indicazioni e i suggerimenti. Ringrazio i diversi editori e i direttori di giornale, magari invitandoli ancora di più, dare anche le informazioni e le istruzioni per l'uso, no? Cioè, ripetiamo le istruzioni per l'uso. Avete tutti i nostri social che hanno le informazioni validate, a iniziare da Viral Veneto, che è diventata una piattaforma che ieri ha passato i 100.000 utenti fissi quotidiani, e quindi lì potete informarvi. Le televisioni le ringrazio, perché le televisioni ci permettono di avere una informazione in real time durante tutto il giorno, oltre ai siti dei giornali, le televisioni con le dirette, con quello che fate, e direi che questo è un merito che io devo riconoscere a tutti voi. Non ve lo dico perché mi avete rotto le palle, perché non mi avete rotto le palle, però è giusto dire quando la gente si dà da fare. Chi ci sta guardando da casa deve sapere, e casomai giriamo almeno questa, deve sapere che qui ci sono questi signori che tutti i giorni sono qui e sono qui a rischiare la loro vita proprio per fare in modo che le informazioni arrivino. Penso che questo qualifichi e tolga ogni dubbio sulla qualità dell'informazione, quella buona che c'è e non quella che cerca solo polemiche e non notizie che aiutino a vivere meglio. Donazioni. Insomma, io mi sono dato da fare, devo dire, ho una buona rubrica telefonica e ho passato i 13 milioni di euro. Ma sto ancora continuando, li ringrazio tutti, vi ho già detto, ho ringraziato più persone in questi giorni e voglio continuare a ringraziare. Ringrazio l'azienda Fassa, Paolo Fassa, e voglio ringraziare Paolo Fassa e veramente ringraziarlo di cuore, è stato uno dei primi che mi ha chiamato, è un'azienda che ha molti dipendenti, che si sta dando molto da fare e nonostante non c'entri nulla con la sanità, con le attività della regione, mi ha detto subito: io sono in Veneto, ho tanti dipendenti veneti, voglio sostenere la sanità del Veneto. Ci ha dato 500.000 euro. E poi voglio anche ringraziare Rino Mastrotto Group, questi sono conciari di Arzignano, Rino Mastrotto è una grossa azienda e anche lui mi ha chiamato, mi ha detto: Luca, vogliamo esserci, la sanità ci sta dando tanto, c'è tanta gente che soffre e che non ha possibilità, noi vogliamo dare una mano, altri 500.000 euro. E poi infine, ma solo per oggi perché poi domani continuo, Mauro Fanin, Cereal Docs. E quindi vi ho dato 3 settori, vi ho dato Fassa che si occupa di calci intonaci con 500.000 euro, vi ho dato ovviamente Rino Mastrotto
Group di Arzignano, Fassa è di Spresiano per capirci, Mastrotto è di Arzignano, e poi Cereal Docs, una grande azienda, un SPA che si occupa di cereali ma anche di tutto quello che è la ricerca su questo fronte, le farine, i semi, eccetera. È una azienda innovativa peraltro, altri 500.000 euro, Mauro Fanin che è il titolare di Cereal Docs, Paolo Fassa, titolare di Fassa SRL, e Rino Mastrotto, lo dice il nome dell'azienda, titolare del Rino Mastrotto Group. Quindi grazie ancora, abbiamo 13 milioni e 8, vi dico che stanno chiamando in tanti, ve li dico questi nomi per ringraziarli e perché penso che chi a casa sta sentendo il nome di un suo collega poi magari dice voglio esserci anch'io, e quindi questo bene, dopo De Longhi, dopo i Moretti Polegato, dopo i Zoppas, dopo Ennio Doris e molti altri ancora, direi che è positivo che ci siano ancora versamenti. Sapete, giorno dopo giorno insomma si cresce, dedico una mezz'oretta di telefonate al giorno, insomma i risultati arrivano e sono felice. Sono felice e a questo ovviamente si aggiunge Fabio Franceschi che ci ha dato le mascherine e aggiungo ci darà le mascherine. Avete visto che c'è un bel video che gira sulle mascherine fatte, le chirurgiche fatte in qualche paese asiatico dove sono lì tutti con i piedi nudi che camminano sopra le mascherine, l'igiene è a livelli zero. Dico, sono mascherine che sicuramente usiamo anche noi perché arrivano belle impacchettate e poi infiocchettate, lo dico solo come risposta a quelli che hanno perso il prezioso tempo della loro vita personale per fare video contro le mascherine della regione. Questo vuol dire essere solo Lazzaroni e non c'è altra categoria, perché insomma discutere sulla qualità di queste mascherine quando non c'è nulla sul mercato vuol dire non capire neanche qual è la tragedia che sta vivendo le persone, senza offendere nessuno. Domande ragazzi? Filippo. Buongiorno Presidente, due domande. Allora, una domanda riguarda proprio insomma, la situazione del ricovero dei pazienti nei centri di coronavirus e la situazione che riguarda invece i pazienti ordinari che prima erano un po' com'è la dinamica in atto, se hai qualche numero da dare. Ma guarda, i numeri domani vi diamo dei numeri in generale sui pazienti, sta preparando l'assessore Lanzarin che è qui, che saluto, e l'assessore Bottacin che sono sempre qui con me, e noi abbiamo detto che usciamo da questa sede quando sarà finito il coronavirus, quindi mettetevi il cuore in pace. E ne abbiamo parlato anche stamattina con i direttori generali, vi daremo un piano, penso già domani. Quanto all'occupazione di Covid, stiamo andando avanti, non so, Sant'Orso sta galoppando verso l'occupazione, Schiavonia in egual misura, Villafranca non ne parliamo, Marzana non ne parliamo, Villa Salus idem, stiamo sostanzialmente svuotando gradualmente anche San Camillo, Jesolo abbiamo già le terapie intensive, ma come anche negli altri, nel senso che è un sacrificio che chiediamo ai territori, ma penso che davanti a questi numeri, vi ricordate quando 10 giorni fa vi ho detto è inutile che si facciano polemiche, saranno i numeri a rispondere a quelli che fanno le polemiche. Sant'Orso abbiamo mantenuto, ad esempio, si è riusciti a mantenere aperto il punto nascita perché è totalmente isolato rispetto al Covid Center, e peraltro Sant'Orso ha anche un altro vantaggio, che il punto nascita ha le sale parto con la possibilità di fare la chirurgia per i cesarei, quindi Sant'Orso si continua al punto nascita. Stiamo svuotando Vittorio Veneto, anche quello. Guardate, io spero che questo sacrificio che chiediamo ai pazienti e ai loro familiari venga ripagato, o meglio ancora sia quasi inutile, perché magari la chiudiamo anche velocemente sta partita. Ma ad oggi, guardate, abbiamo molto buio ancora nel tunnel. Se qualcuno dice, ma oggi tutti mi chiedono, ma tu come la vedi? La vedo che non bisogna abbassare la guardia, la vedo che al fronte stanno ancora bombardando e sparando, non vediamo dov'è il nemico, ma abbiamo capito che la trincea ci protegge. La trincea sono i tamponi, è un sistema sanitario che funziona, è una visione lucida di quello che dobbiamo fare. Qua io ho sempre detto al mio staff, mai perdere le staffe. È un attimo, perché quando vedi bollettini di morti, casini, respiratori che non arrivano e dovevano arrivare, merci sequestrate in giro per il mondo, noi siamo stati sempre fermi sul pezzo.
e continueremo a essere fermi perché alla fine ne veniamo fuori. Peraltro abbiamo allestito un contingente di terapie intensive da paura, per cui immagino che quando avremo finito le daremo, alcune le daremo anche a qualcun altro per aiutarli, perché diventeremo donatori poi, no? Sostenitori di chi ne avrà bisogno, perché purtroppo quando avremo finito noi ci sarà ancora qualcuno che avrà questa emergenza. Prego. Scusa, volevo completare Sì. l'altra domanda. I pazienti ordinari Sì. Sì, li stiamo gestendo assolutamente con le cure. Potrei dire, guardate, ieri ho parlato con una persona, una famiglia che ha avuto un intervento oncologico importante di un paziente che è stato operato, cioè l'attività oncologica continua ad andare avanti. No, ma io mi riferivo nei coronavirus che state ascoltando. Sì. I ricoverati Continuano ad essere ricoverati in altri posti. Se hanno ancora necessità. Guardate, noi in Veneto abbiamo una degenza media di farla grande di 5 giorni. E per cui considerate che il paziente, se dici oggi svuoto, fra 5 giorni sostanzialmente il 90% sono tutti dimessi. Cioè non abbiamo queste difficoltà. Non avendo noi dei lebrosari, ma abbiamo degli ospedali degni di questo nome, lo avete visto con Schiavonia la velocità che abbiamo avuto. La Schiavonia, vorrei magari vi diamo un dato, l'assessore lo raccoglierà, vi diamo anche un dato di quanti Covid ci sono. Cioè Schiavonia sta diventando il polmone dell'azienda ospedaliera, ragazzi. L'azienda ospedaliera li mette, passatemi il termine che è brutto, ma vi dà l'idea, li mette dritti e dopodiché vanno verso Schiavonia, perché l'azienda ospedaliera non è che può anche caricarsi il malato non grave. L'azienda ospedaliera fa alta terapia e dopodiché dobbiamo ospedalizzarli per continuare le terapie con l'ossigeno e con i farmaci. L'altra domanda riguardava L'Avigan. Sì, guarda, sull'Avigan noi stiamo aspettando il protocollo, penso sia questione ormai di ore, perché AIFA deve fare un protocollo operativo, poi noi siamo pronti a testarlo. Non illudiamo i cittadini, abbiamo 6 farmaci in sperimentazione, l'Avigan sarà il 7º, Avigan è il farmaco giapponese, io penso che sia doveroso testare Avigan, dopodiché serve, non serve, è un fiasco, è una monata, è il risolutore di tutti i mali, non ve lo so dire, però questo facciamolo dire alla comunità scientifica. Prego. Sì, sì. Perché abbiamo delle segnalazioni, lo dico qui, siamo chiamati almeno in 2 per dirci che non sono stati chiamati pur essendo stati selezionati. Ovviamente 2 non è un davvero significativo, però abbiamo Sì, guarda, diamo il riscontro generale, se poi i nomi magari vediamo, perché può essere che siano, non so in che graduatoria siano, comunque stiamo tirando su, sono i 500 più i 500. Sono 525 più i 780, mi sembrano, sono quelli dell'azienda zero. Perché ci hanno chiamato per dirci siamo disponibili, ovviamente, abbiamo dato, però non abbiamo avuto... Sarà un problema di pratiche, perché avendone 500 più 780 sono numeri grossi. Prego. Sì, facciamo una verifica, segniamocelo. Domani l'assessore vi dà conto di questo. Altro? Governatore, se posso, il numero dei morti purtroppo spaventa e ero curioso di capire insomma il progetto del post-contagio. Ma questo ne parleremo quando siamo in grado di presentare bene un progetto, che c'è un progetto che prevede anche l'accompagnamento di questi contagiati. Il numero dei morti invece purtroppo spaventa. Guardate, il numero dei morti deve essere il numero che ognuno deve fissarsi, sono 328 oggi, no? Stasera andiamo a letto e tutt'oggi pensiamo a sto numero 328. Se ci comportiamo bene lo facciamo calare e poi si fermerà del tutto. Se continuiamo invece a pensare che sia un problema degli altri, finirà che prima o poi qualcuno bussa anche a casa nostra. Grazie. Prego. Io avrei una raffica di domande e poi facciamo l'ultimo giro come ogni volta. Prego. Oggi sono veramente molte. Cominciamo dal basso, l'ultima è arrivata Nicolussi Moro, ne presenta ben 4. Allora, a che punto è il sistema per controllare chi va al supermercato più volte al giorno? C'è un sacco di proposte, ma al momento non c'è un sistema e sinceramente devo dirvi che qua dobbiamo puntare, il sistema migliore è puntare sul senso civico, perché anche sulla tracciabilità abbiamo disponibilità anche
da Israele per dei sistemi, diciamo, intelligenti di verifica anche degli spostamenti, però poi vanno sempre a cozzare con quello che sono le norme della privacy in questo Paese. In questo Paese io sono convinto che in questo momento bisognerebbe sospendere queste norme e lasciare ai sistemi sanitari di essere un po' più liberi. Questo vale anche per lei per controllare i positivi. L'altra domanda è: quando parla di ordinanza più stringente sugli acquisti, per la minaccia di... Ma sì, ma intendo che se continuano a dirmi i gestori che c'è, allora c'è chi dice facciamo le giornate con la lettera dell'alfabeto, qualcun altro che dice utilizziamo una tessera che viene timbrata, dopodiché tu non la puoi più usare. Sono tutti sistemi comunque che prevedono di mettere in piedi una macchina importante. Io dico che se ci ascoltiamo e ci curiamo da soli, non andando 3 volte, 4 a settimana al supermercato, forse è meglio. Se poi dobbiamo fare l'ordinanza, faremo l'ordinanza, ci inventeremo una modalità per sfoltire anche... qualcuno dice lasciamogli i supermercati aperti 24 ore. Sì, vabbè, è l'uovo di Colombo e c'è dentro i supermercati chi ci mettiamo a lavorare. Cioè, vorrei anche far capire che gli esperti delle soluzioni, deve anche darmi la soluzione, non solo l'idea. E 3 domande che riguardano delle percentuali che magari forniremo più tardi, che immagino non siano al momento sul suo tavolo. Qual è la percentuale di bimbi, di adolescenti ricoverati e quanti sono i pazienti non Covid? Beh, questo non lo sappiamo dire. Le daremo più tardi. No, le daremo domani questi dati qui. Per quanto riguarda invece la collega Giacomuzzo, giornale di Vicenza, sul fronte delle cure sperimentali... Ho detto, stiamo andando avanti. 2, lei aveva annunciato ieri pomeriggio una videoconferenza col governo, cosa è emerso? Ma è emerso che siamo stati, io poi ho anche staccato perché avevo altri impegni, hanno parlato fondamentalmente di forniture, di tabelle da fare, di verificare gli arrivi, verificare se le scorte ci sono, insomma aspetti operativi. Finché ci sono stato io di aspetti di rapporti col governo non si è proprio parlato, tanto meno che di decreti. Quindi non si è parlato, dice la Giacomuzzo, di stanziamenti per... No. Angela Pederiva, di Alpettino, buongiorno Presidente. Buongiorno. Martina Conte ha confermato la manovra da 25 miliardi con volontà di potenziarla. Quanto stima che servirà al Veneto per riprendere l'economia? Ma guardate, io penso che 25 miliardi sia solo l'inizio, spero. La Germania ne ha stanziati oltre 500, ha fatto 525 miliardi. E gli Stati Uniti hanno detto 2000 miliardi, ha stanziato di dollari. Vabbè, però si sta presto, potrei anche dire forse che sono pochi quelli degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono talmente grandi che sono, non so, cosa sono, 10 volte la Germania o giù di lì, adesso non so, la Germania ha stanziati molti di più se volete. Certo è che noi abbiamo 2 emergenze, quella sanitaria e quella economica. Ne dobbiamo uscire vivi da tutte e 2 queste emergenze. Se noi usciamo con l'emergenza economica non risolta, finisce veramente che poi non la finiamo più. E questo è un territorio che deve avere iniezione di risorse, dobbiamo essere presenti con le imprese, visto e considerato che abbiamo chiesto alle imprese di chiudere. Quindi 25 miliardi sono, come si può dire, oggi non servono poco a nulla. Spero che sia l'inizio di un grande stanziamento. Mi chiedo perché ancora in Italia si continui a rispettare l'Europa. Mi chiedo come mai c'è ancora questa sudditanza nei confronti dell'Europa. E non lo dice un anti-europeista. Io non ho le seghe mentali o non ho discorsi strani in testa. Vi dico che l'Europa che ha senso di esistere, secondo me ha senso di esistere, deve essere un'Europa che ha una sua dimensione politica e davanti a una crisi che è planetaria deve prendere posizione. E la domanda sul piano post-Covid, abbiamo detto che ne parliamo domani, vado dal MAS, Asca News. I lavori agricoli saranno possibili trattamenti dei vigneti pure? Ma cosa c'entra il trattamento dei vigneti? Con questo argomento non c'entra niente. Non c'entra nulla, nel senso che non è oggetto di discussione. Cioè, sono attività agricole, è come andare a fare il pieno di benzina o fare altre robe.
tutto quello che non è vietato è concesso, si dice, no? Il collega Domenico Basso, direttore di TVA, ci sarà una deroga per le persone con gravi disabilità a poter uscire per passeggiare? Stiamo facendo, l'ho già annunciato ieri, se ricordate che ho fatto l'esempio dell'autismo, eccetera, stiamo facendo, però dobbiamo fare una roba che poi non significa che tutti vanno fuori perché tutti hanno un problema, no? Anche a me che ne va via uno vorrei andare a farmi una corsetta. Cioè. Giorgio Malavasi, gente Veneta. Ieri, guardate, dalle mie parti ne ho visto uno col cagnetto, cioè volevo fermarmi, dopo mi fermo e dico, fa l'arrogante. Ma l'avete capito o no che non potete andare in giro col cane? E neanche da soli senza cane. 200 metri, sono 200 metri, fra l'altro sono dei ragazzi che mi hanno contattato, hanno fatto l'applicazione che si chiama 200 metri, quindi basta scaricarsela, magari ve la posterò, e tu hai uno squillo che dice sei già ai limiti. Comunque se non avete il metro sono 263 passi. Dispiace anche a me, perché sapete, cioè, quella mezz'ora libera che ho, cioè, mi piacerebbe da farmi una corsa, vivo in mezzo ai campi, e invece sto là a guardare gli uccellini, a sentire i merli che canta. Il bulldog ha rimandato l'operazione perché non è una roba urgente, per cui l'ha rimandata. L'ho detto ieri, no? Rispondendo a quelli che hanno detto che facciamo morire gli animali togliendo i respiratori. Cioè, guardate, io amo gli animali e non è proprio vera sta storia, ve l'ho spiegata bene ieri e basta. Prego. Giorgio Malavasi, gente Veneta, la Regione Calabria ha avviato il trattamento a domicilio di pazienti sintomatici con l'uso di 2 farmaci, idrossiclorochina e azitromicina, per ridurre i ricoveri in ospedale. È fattibile anche in Veneto? Cioè, è fattibile anche in Veneto, ma noi abbiamo numeri che loro non hanno. Cioè, il tema è che ci sono poi, dipende che pazienti sono, e c'è tutto un ragionamento da fare. Cioè, oggi noi vi ricordo che abbiamo 17.000 persone in isolamento e ne abbiamo 1.700 in ospedale. Cioè, immaginate non aver ospedalizzate 17.000 persone. Ovvio che la sfida è quella di farne venire di meno possibile in ospedale, tanto è vero che ne abbiamo 17.000 a casa, che sono seguite, hanno la sorveglianza e tutto. La Ministra del Lavoro ha firmato il decreto che suddivide fra le regioni i fondi per la cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti. Quando e come si potrà fare la richiesta? Quando crede che saranno erogati i soldi? Ma noi siamo già pronti, adesso l'assessore Donazzan sta già seguendo, io ho parlato anche ieri sera con il dottor Romano, siamo pronti, peraltro siamo pronti anche a modificare nella prossima giunta gli indirizzi dei fondi comunitari proprio perché la programmazione salta tutta, no? Oggi dobbiamo occuparci di un'economia che ha bisogno di altri aiuti rispetto a un'economia che avevamo un anno fa, che aveva altre visioni e altre prospettive. Comunque sulle casse integrazione in deroga si corre. Abbiamo già approvato comunque nell'ultima giunta la delibera, per cui cioè, sul fronte formale siamo a posto, adesso si attiveranno i tavoli e si vedrà. Tomassini dire, poi io avrei concluso. Anch'io. Sì, dice il cantiere della Pedemontana riprende i lavori. È vero che il decreto nazionale lo consente, ma la Regione ritiene davvero sia opportuno riaprire un cantiere tanto imponente in termini di persone mobilitate? Ma guardate, cioè, il decreto non lo vieta, se sono in sicurezza possono assolutamente tenerlo aperto, se non sono in sicurezza no, punto. L'ultima domanda. Stiamo parlando di un cantiere all'aria aperta dove non ci sono persone su un processo produttivo diciamo a catena dove sono uno a fianco all'altro, c'è uno sull'escavatore e uno sul camion, cioè se questa è la problematica, l'unico problema è che non si ritrovano all'interno di una mensa a mangiare sotto un capannone, insomma, cioè, per il resto ho l'impressione che sia l'ultimo dei problemi quello di lavorare all'aria aperta da soli. E premetto che è una scelta loro, punto, cioè che qualcuno non pensi che la regione che sta lì a forzare a fare. Antonella Gasparini, alcuni cittadini ci chiedono di pregare le banche di non procedere al pagamento di mutui e di attendere i moduli che sono appena diventati disponibili per accedere al fondo. Per esempio ci dicono che la Credem sua sponte ha tolto ugualmente la rata.
Si stanno muovendo un po' tutte le banche, Banca Intesa, MPS, Credem, le banche di credito cooperativo, insomma vedo che c'è movimento. Ecco, un appello lo facciamo alle banche, ne approfittiamo e facciamo l'appello alle banche, insomma siamo tutti della stessa partita, agli istituti di credito chiedo di anticipare e di accelerare anche su questo fronte, poi arriveranno le misure del governo, però giustamente se uno è già tirato per il collo con le risorse, c'è la crisi e attendi che arrivi il governo a dirti che puoi farlo, insomma si è capito che il procrastinare le rate sarà una delle misure più adottate, quindi che le banche facciano questo sacrificio e sono convinto che lo faranno. Ultimo giro. Lei poi vado. Un dato che mi è sembrato super interessante è quello delle uscite, diciamo, verticali dalle terapie intensive. Quanta gente è passata per le terapie intensive. Lo procuriamo. Sì, sì. Ne escono. Ve lo procuriamo. Dobbiamo ricostruirlo. Io avevo una domanda che ha due aspetti, ma riguarda i tamponi. Uno, siccome ci arrivano messaggi, telefonate, cose anche difficilmente verificabili, volevo sapere con certezza se c'è attualmente qual è la percentuale di copertura con i tamponi del personale ospedaliero, perché arrivano soprattutto da fonte sindacale continue sollecitazioni. Ne stanno facendo, penso che ci vorrà una settimana per finire di coprirli tutti, dai dati che ho visto. Nel senso che ne stanno facendo, considerate che la capacità di far tamponi è una capacità coniugata a quella di tutto il tema malati, è una capacità che arriverà a 8.000 tamponi al giorno, 10.000, ma dentro ci dovete mettere anche tutto l'aspetto clinico, oltre che a quello. Adesso considerate che comunque per venerdì/sabato arrivano i primi 110.000 test kit rapidi e utilizzeremo anche quelli per verificare le risposte anticorpali. Ecco, l'altro aspetto dei tamponi, ci arriva una richiesta da Valli di Chioggia. Valli di Chioggia è un paesino, una piccola comunità di 1.700 abitanti, sono stati investiti dal virus, hanno 4 morti, hanno tanti contagiati, compreso il parroco che pure sta continuando e loro chiedono, noi ci sentiamo un po' asserragliati e circondati da questo virus, potremo accedere a un tampone di massa tipo O? Se possiamo dare una risposta a questa gente. Ma guarda, se potessimo fare i tamponi a tutti li faremmo, c'è il dottor Dalben che sta seguendo questa partita, capisco fino in fondo la loro ansia, so che sono attivati gli isolamenti fiduciari e il dottor Dalben, se lo contattate, vi dà anche più dettaglio su questo aspetto, perché la sta seguendo il dottor Dalben. Si considera che noi abbiamo 3.000 fronti aperti, cioè non... Altro? Grazie, buon lavoro. Grazie. Ho preso nota delle tabelle che chiedete. Questa era la conferenza stampa del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che insomma, ha detto cose molto interessanti, ci ha fatto il punto della situazione, abbiamo visto il numero di quelli che sono i casi, abbiamo visto tutto quello che riguarda la situazione epidemiologica e soprattutto Zaia ha dato come buona notizia, tra virgolette, come buona novella il fatto che ci sono stati 91 nati ieri in Veneto. Ha detto che d'ora in poi ogni giorno andrà a dire quelli che sono quello che è il numero dei nuovi nati in Veneto, per far capire che da una parte la vita continua e che ci sono anche sempre buone notizie. A questo punto noi stiamo per collegarci in diretta Skype fra pochissimi minuti con l'assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto Roberto Marcato, che adesso andremo fra poco a chiamare. Chiedo alla regia se possiamo rifarvi vedere lo spot, visto che Zaia ha parlato di solidarietà, lo spot che abbiamo preparato noi per
Helios Onlus per chiedervi di donare a questa associazione senza scopo di lucro che poi va a regalare, a dare macchinari, apparecchiature importantissime all'ospedale, gli ospedali della Pedemontana. Vediamo il servizio. Siamo tutti uniti nella battaglia contro il male invisibile, il coronavirus. Aiutiamo i nostri malati, aiutiamo il nostro ospedale a sopravvivere a questa pandemia. Associazione Helios, per questa emergenza, sta raccogliendo fondi per acquistare ventilatori, 10 letti da terapia semi-intensiva, 10 letti di terapia intensiva, un ecografo, 20 pulsiossimetri per dipartimento emergenza, per pediatria, per reparto ricoveri positivi, un sistema di broncoaspirazione e fibroendoscopio, monitor multiparametrici. Partecipa anche tu con un contributo all'associazione Helios. IBAN IT 25 U05 38 76 02 600 000 3534 5382. Contribuisci per vincere insieme. Questa di Helios Onlus che vi abbiamo fatto vedere è una delle tante iniziative che sono sorte spontaneamente per aiutare il Veneto, gli ospedali del Veneto. Diceva Luca Zaia che solamente nel conto attivato dalla Regione, quello che abbiamo fatto vedere, poi ve lo rifacciamo vedere, sia l'IBAN che tutte le causali, tutte le informazioni, sono confluiti nei giorni scorsi 13 milioni di euro, una cifra davvero importantissima che conferma il grande cuore dei veneti. Da una parte ci sono persone che donano 3, 5, 10 euro, quello che possono donare, dall'altra ci sono grandi aziende che donano insomma, cifre significative. Ringrazio Fabio Verin dalla regia che ce l'ha fatto vedere prontamente, perché tutto quello che facciamo noi non sarebbe possibile senza la nostra regia. Vedete, questo è il sostegno emergenza coronavirus intestato a Regione del Veneto, l'IBAN lo vedete, lo trovate anche sulla nostra pagina Facebook e sul canale Telegram, trovate tutte le informazioni per poter donare. In questo momento è importante fare due cose: da una parte stare a casa, uscire il meno possibile, uscire solo quando è indispensabile, dall'altra donare e cercare di dare una mano in un momento di grande emergenza. Allora, molti di voi ci chiedono che fine hanno fatto le mascherine, dove sono le mascherine della Regione. Sappiamo che le stanno consegnando in tutto il Veneto, sappiamo che i comuni le hanno ricevute, adesso si stanno organizzando tutti per la consegna. Abbiamo visto ieri nel Padovano e oggi ci arriva la notizia che sono in consegna anche nel Vicentino. Siamo andati a Noventa Vicentina a sentire qual è la situazione della consegna delle mascherine. In guerra con il coronavirus, la prima arma è la prevenzione e le mascherine sono tra i dispositivi più importanti. Così Noventa Vicentina inizia la corsa per raggiungere il maggior numero di cittadini possibile. Il sindaco, coi 2 responsabili della protezione civile, sta organizzando la distribuzione porta a porta della prima parte delle mascherine consegnate dalla Regione Veneto. Qui ho a fianco a me Arnaldo Bevilacqua, che è responsabile del nucleo Carabinieri e Protezione Civile di Noventa Vicentina, e Davide Mori, responsabile del gruppo ANA Basso Vicentino. Con loro altri tanti volontari saranno impegnati nei giorni prossimi a consegnare queste mascherine che sono state date dalla Regione del Veneto. Sono arrivate ieri, oggi le stiamo praticamente, come vedete, impacchettando a gruppi di 2 e verranno distribuite a tutti quanti i nuclei familiari di Noventa. Ovviamente, siccome stanno arrivando a tranche, dobbiamo chiedere un po' di pazienza a tutta quanta la cittadinanza, perché questa consegna avverrà in base alle consegne che vengono date dalla Protezione Civile provinciale. Abbiamo diviso il paese in zone, quindi faremo ovviamente dei diciamo così, gruppi che distribuiscono in base ovviamente a questi quantitativi, e contiamo che nel giro di questa settimana e la prossima sia coperto tutto il territorio noventano. Le mascherine, che sono monouso e non possono essere passate a più persone, verranno consegnate 2 per ogni abitazione, in modo che, in caso di necessità, almeno un membro per ogni famiglia possa essere nelle condizioni di andare a fare la spesa o dal medico. I volontari passeranno porta a porta suonando il campanello, metteremo le mascherine
all'interno della cassetta della posta o comunque ben visibili e inviteremo le persone a venirsela a prendere mantenendo le debite distanze affinché sia per la popolazione che per noi sia effettuata l'operazione in piena sicurezza. A Noventa è anche stato istituito un servizio di consegna della spesa e dei farmaci a domicilio per anziani e famiglie con persone fragili, che va ad integrare quello comunale, che prosegue con regolarità. Insomma, la comunità si compatta perché uniti si esce dall'emergenza coronavirus ancora più forti. Non abbiamo contatti diretti con i cittadini in modo da assicurare a entrambi la nostra salute, diciamo. Ecco, io devo solamente ringraziare queste persone, tutti quanti i volontari di protezione civile e le altre persone che si sono rese disponibili. Veramente è un segno di generosità. Devo ringraziare anche tante aziende, tanti privati che oltre a queste mascherine ne hanno regalate altre, già distribuite alla Casa di Riposo, alla Fondazione Stefani, alla parrocchia e ad altre persone che in questo momento hanno contattato i nostri uffici. Grazie veramente di cuore. Facciamo una breve pausa pubblicitaria, ci vediamo qui fra pochissimo. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta, siamo in edizione straordinaria per parlare di quello che succede in Veneto con l'emergenza coronavirus. Abbiamo appena sentito quello che ha detto il presidente della regione Luca Zaia, ha fatto il punto della situazione, ha annunciato molte cose importanti che andremo poi a rivedere nei nostri telegiornali di oggi, ma adesso siamo in collegamento Skype con l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, che ringraziamo ancora una volta per la sua disponibilità. Assessore, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Grazie Assessore. Allora, noi la disturbiamo ormai quotidianamente per fare il punto della situazione, perché se da una parte ci sono degli aspetti sanitari importantissimi, dall'altra ci sono aspetti sia economici che politici che vanno tenuti d'occhio. Per esempio, ma insomma poi ci sarà modo di approfondire, sappiamo che fra ieri e oggi il Presidente del Governo Conte è andato a parlare in Parlamento, ha parlato alla Camera, oggi ha parlato al Senato, si è parlato di altri 25 miliardi, di un'altra iniezione di fondi che dovrebbero andare, si spera non a completare a questo punto perché sarebbero davvero comunque pochi, i 25 miliardi iniziali stanziati per cercare di tamponare un po' l'emergenza, e si è parlato addirittura di questi corona bond. L'assetto economico però in questo momento non è tale da poter essere risanato con una cinquantina di miliardi. Assolutamente no, io ricordo sempre l'intervento complessivo che sta immaginando la Germania per affrontare la crisi del coronavirus. Sono 850 miliardi, capite bene che sono molto lontani dai nostri 50 miliardi. Uno. Due, voglio capire prima di dare un giudizio a che cosa saranno destinati questi nuovi 25 miliardi, perché non sono. Io sono un ottimista per natura, ma dai primi segnali che arrivano dal governo qualche dubbio viene, e mi riferisco in particolar modo alle risorse stanziate ieri dal governo per quanto riguarda la cassa integrazione. Allora, vedere che il Veneto è destinatario di risorse inferiori a quelle della Puglia, della Sicilia e della Campania a me mette i brividi, perché o nelle ultime 24 ore si è sconvolto il mondo e improvvisamente le 3 regioni del sud hanno più dipendenti di aziende del Veneto, cosa che non è mai stata, oppure qualcuno mi deve spiegare la logica di questi stanziamenti, anche perché voglio ricordare che il ministro Provenzano ieri sosteneva che bisogna destinare risorse importanti al sud per i lavoratori in nero. Lascio da parte per un momento l'aspetto etico che rende irricevibile una proposta di questa natura, perché non si può dare soldi a chi evade le tasse e non contribuisce al sistema sociosanitario che sta oggi salvando le vite. Lascia perdere per un attimo questo, ma entrando nel merito, il Veneto è sempre stato un modello produttivo studiato nel mondo per le piccole e medie imprese.
Adesso immaginare che questo modello abbia meno dipendenti di piccole e medie imprese della Puglia, della Campania e della Sicilia fa francamente ridere, se non fosse tragico. Allora io prima di dare giudizi sulle provvedimenti del governo devo analizzare voce per voce di cosa stiamo parlando, perché ripeto, i primi segnali non fanno ben sperare. Certo. Ma in questo momento, lei che ha il polso della situazione, come stanno le aziende venete? Cosa chiedono immediatamente, non per il domani, non per ripartire, per adesso proprio? Ma guardi, io credo che ci sia un assioma a cui tutti noi ci dobbiamo attenere. 0 fatturato, 0 tasse, cioè non possiamo chiedere tasse ai nostri imprenditori che non stanno producendo, perché è vero che molti imprenditori stanno riconvertendo le loro linee produttive in linea con le esigenze del momento, però teniamo conto che ci sono anche imprese dove questo non è possibile e sono imprese ferme da un mese, addirittura ci sono imprese che sono ferme anche da prima. Penso per esempio alla filiera del legno veneta, che in mancanza di componentistica che arrivava dalla Cina dove era tutto bloccato, sono ormai settimane che non lavorano più. Allora a queste aziende vogliamo dare la possibilità di riprendere il cammino quando tutto questo sarà finito, e non ci sono grandi soluzioni, cioè non serve essere degli economisti laureati alla Boccone per capirlo. Tu per dare liquidità alle imprese hai 2 soluzioni: o lasci le tasse che avrebbero dovuto pagare in termini di liquidità per poter fare investimenti, oppure tu sistema, inietti in quelle aziende della liquidità per aumentare il circolante. Non c'è altra soluzione. Ecco, io finché non vedrò questo, la mia soddisfazione sarà sempre parziale. Ecco, Assessore, c'era qualche giorno fa, era nata una forte polemica anche per le dichiarazioni del ministro Provenzano, che aveva in qualche modo ventilato l'ipotesi di poter andare a coprire con misure universalistiche, cito la parola utilizzata, anche una parte del cosiddetto nero. Che idea si è fatto lei di questa proposta? No, irricevibile da un punto di vista etico, perché scusatemi, e allora mi spiegate per quale motivo i dipendenti delle aziende e gli imprenditori dovrebbero pagare le tasse, se adesso vedono che i loro colleghi, tra virgolette, che non hanno mai pagato una lira di tasse, si vedono addirittura arrivare l'ennesimo aiuto di Stato. Allora uno si chiede: ma per quale motivo io dovrei pagare le tasse? E questo è un valore etico. Da un punto di vista, come dire, sistemico, non è tollerabile che si vadano a dedicare risorse a chi oggi, senza pagare le tasse, non sta contribuendo al sistema sociosanitario, che, ricordo, dà i soldi per fare le terapie intensive, perché le tasse dei cittadini servono a questo, non servono a mandare io e lei in trattoria a mangiare il salame e bere un buon bicchiere di vino, servono per pagare le terapie intensive, ok? Allora, se tu non hai contribuito a questo, a me dispiace, ma se ho 4 euro io li do ai dipendenti e agli imprenditori che hanno sempre pagato le tasse. È una proposta irricevibile, e mi chiedo anche come un rappresentante dello Stato possa fare una proposta di questa natura. Io veramente me lo chiedo, ma chi abbiamo mandato lì al governo? Ma chi c'è al governo? Non è tollerabile una cosa del genere. Certo, anche perché, insomma, tutto questo si può innestare, passiamo in un argomento un po' più politico, in una visione di questa tanto auspicata e attesa autonomia che a questo punto è sospesa dal coronavirus. Tutta l'attesa che i veneti stanno vivendo, noi abbiamo, lei lo sa benissimo, un contatore che ogni giorno sui nostri telegiornali ci dice quanti giorni sono passati da quel referendum, ne sono passati davvero, davvero tantissimi. Questa può essere una situazione per poi fare un balzo alla fine verso quell'autonomia tanto attesa? Ma allora, intanto questo è il momento in cui viene svelata la verità, cioè oggi abbiamo capito perché alcune regioni non vogliono l'autonomia, perché alcune regioni negli ultimi 50 anni hanno ricevuto vagonate di miliardi per avere una sanità pessima, perché li hanno sprecati, hanno avuto le stesse risorse del Veneto e hanno una sanità che non serve a nessuno.
Ecco il motivo, perché vogliono continuare a governare nell'assoluta mediocrità intere regioni. E se io fossi un cittadino del Sud, la pretenderei l'autonomia, perché autonomia significa responsabilità, e siccome è visibile la tua incapacità di amministratore, se tu non sei capace io ti mando a casa. Invece senza autonomia, mamma Roma paga a piedi di lista. Questa roba qua deve finire, altro che portare la sanità centralizzata. Scusatemi, cosa vogliamo? Appiattire la sanità anche quella veneta a quella calabrese? No signori, su questo noi faremo le barricate. Non esiste, lo dico forte e chiaro a chi ci sta ascoltando, non esiste, mettetevi pure il cuore in pace, non esiste. Anche perché, Assessore, lei avrà sentito le dichiarazioni del governatore della Campania, che in qualche modo andava a chiedere al governo una maggiore attenzione per esempio per i respiratori, per tutte quelle apparecchiature che si spera non debbano servire in modo molto molto forte nelle regioni del Sud, come sono serviti naturalmente in Lombardia e in Veneto. Quindi dal punto di vista delle forniture sanitarie, l'ha detto anche Zaia, insomma, aveva i suoi uomini in Svizzera pronti a comprare delle apparecchiature che poi sono state soffiate da qualcuno con la famosa valigetta di soldi. Quindi ritorniamo sempre sul discorso che l'autonomia sanitaria delle regioni è fondamentale per garantire ai cittadini una sanità di qualità. Sì, è fondamentale se hai una classe dirigente all'altezza, perché se tu hai la classe dirigente che hanno avuto certe regioni negli ultimi 30 anni, no, assolutamente no, diventa un bagno di sangue. Ma però qui torniamo sempre al tema della responsabilità. Adesso non è che perché la Campania o la Calabria non hanno una sanità all'altezza, allora io devo riportare a Roma centrale la gestione della mia sanità, perché il Veneto ha una sanità di eccellenza e mi dispiace per gli altri, ma io pretendo che i veneti abbiano la sanità che si meritano, che è quella che abbiamo oggi. Se tu non riesci, tu calabrese o campano, ad avere una sanità di eccellenza, fatti una domanda, visto che i soldi li hai avuti, per quale motivo non hai i letti, per quale motivo non hai i medici, per quale motivo non hai le strutture? Cos'è? C'è un'area diversa lì, ci parla un'altra lingua, ci sono difficoltà particolari? No, perché guardate che voglio ricordare che il Veneto nel dopoguerra era una regione rasa al suolo, come lo erano tutte. Oggi noi siamo così, per quale motivo tutti gli altri non sono così? Io non sono disposto a giustificare niente e nessuno. Parole forti, ma insomma che sappiamo sono condivisibili soprattutto dai veneti per quello che sta succedendo nella nostra regione ora e quello che è successo negli ultimi 2 anni con la grande attesa per l'autonomia. Assessore, noi abbiamo già parlato del problema infrastrutturale digitale, perché naturalmente tutto può andare bene, la sanità d'eccellenza e tutto quel che si vuole, ma se non abbiamo un'infrastruttura digitale di livello non si va da nessuna parte, soprattutto nei confronti della concorrenza europea. Sì, e qui il dramma, ne avevamo già parlato, qui il dramma è che ci sono le risorse, ci sono le strutture, c'è tutto e non si va avanti. E questo è un altro esempio tipico della inefficienza di questo Paese. Anche qua, io capisco tutto, caro Presidente Conte, tutti i buoni propositi, tutto va benissimo, ma vuoi per cortesia dare la stura alla realizzazione della banda ultralarga in Veneto, dove abbiamo già tutti gli accordi fatti, abbiamo già le infrastrutture, abbiamo tutti i soldi, la tecnologia, e non va avanti perché secondo l'azienda che ha vinto l'appalto non ci sono le manovalanze sufficienti. Vuoi dare la stura a questo? Vuoi metterla in moto? Perché anche in questo momento si capisce di quanto sia necessaria la banda ultralarga, la infrastrutturazione digitale, perché oggi se io e lei riusciamo a parlare è perché c'è qualcosa di digitale che ci consente di farlo. Ma immaginate quante persone oggi sono isolate solo perché non c'è la banda ultralarga, e il dramma è che abbiamo i soldi, abbiamo tutto e non va avanti. Allora faccio un appello attraverso di voi, caro Conte, cari parlamentari veneti, cari sottosegretari, caro ministro D'Incà Veneto, dacci una mano, dai una mano ai veneti per avere queste risposte che sono lì, basta metterle in pratica, in opera, non serve nulla, basta la volontà politica.
datevi una svegliata. Grazie. Allora, questo era un invito per la classe politica e chiediamo all'assessore, prima di salutarlo, lasciarlo ai suoi impegni, un invito, un appello ai cittadini, che è sempre quello di fare quello che gli si dice per condurre a termine nel modo positivo questa emergenza. Guardate, più rimaniamo a casa e prima finirà questa agonia, perché capisco, io vedo, io che sono costretto a rimanere a casa e lavoro attraverso il web, attraverso gli strumenti digitali, è una sofferenza continua, però soffriamo tutti tanto subito per soffrire poco o nulla fra poco. Questo è l'invito, cioè capiamolo, interrompiamo questa catena viziosa di questo maledetto virus. E l'unica cosa per interrompere la propagazione di questo killer è quello di non vederci, di non toccarci, di non avere rapporti di vicinato con chiunque. Rimaniamo in casa, facciamo questo sacrificio, è un sacrificio enorme perché significa togliere la nostra libertà, ma significa vita. Rimanere a casa significa vita. Ecco, alla fine di tutto questo, come diceva prima l'assessore Marcato, magari ci rivedremo in trattoria e potremo rivedere con un occhio diverso tutto quello che abbiamo vissuto. Ringraziamo ancora una volta l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato per la sua disponibilità. Torneremo sicuramente a disturbarlo nei prossimi giorni per fare il punto della situazione. Grazie assessore. Grazie a voi e viva il Veneto! Ringraziamo Roberto Marcato, i temi sono tantissimi in questo periodo, avete sentito, si parla di cultura, società, investimenti, si parla davvero di tutto, ma noi facciamo una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra poco con quello che ha detto il Presidente del Veneto Luca Zaia nella conferenza stampa di questa mattina.